Buongiorno e ben ritrovati in una nuova puntata di Sveglia Trieste, una puntata con le vostre mail, le vostre telefonate, quindi le segnalazioni, appunto sia tramite mail che tramite la chiamata in studio, insieme anche agli ospiti. Claudio Giacomelli, Fratelli d'Italia, consigliere regionale, il primo ospite che alle 8 si siederà qui, e poi invece Rosanna Pucci, Partito Democratico, consigliera comunale per lo spazio dalle 9 alle 10. Ci saranno anche i nostri servizi questa mattina per riprendere anche fatti di cronaca, tra cui alcuni molto gravi che abbiamo riportato nel nostro telegiornale di ieri. Ovviamente spazio ora alla rassegna stampa con la lettura del giornale, degli articoli, dei titoli, e poi naturalmente se volete telefonare e fare già segnalazioni sono qui appunto per leggerle. Prima però andiamo a vedere l'aggiornamento della pagina meteo dal sito dell'Osmer Friuli Venezia Giulia. Intanto leggiamo la situazione generale. Oggi affluirà un'aria umida da sud-ovest negli strati medio-bassi, invece domani passerà un moderato fronte atlantico sulla regione, un secondo fronte più intenso passerà invece martedì con lo scirocco sulla costa. Il tempo di oggi, sabato 25 gennaio, un cielo coperto con delle foschie possibili e temporanee nebbie, forse qualche pioviggine locale, tempo migliore verso il Cadore nel Tarvisiano, zero termico a 3000 metri, ma ci saranno inversioni termiche, sereno oltre i 2000 metri di quota circa, temperature minime tra i 6 e gli 8 gradi, le massime tra gli 8 e 11. Il tempo per domani, domenica 26 gennaio, cielo coperto su tutta la regione con piogge deboli e intermittenti sulla costa, moderate invece in pianura, più continue e abbondanti sui monti, specie sulle prealpi Giulie, meno nel Tarvisiano e verso il Cadore, quota neve oltre i 1300 metri con oscillazioni oltre i 1000 metri circa verso il Cadore. Sulla costa soffierà vento da sud da moderato a sostenuto, temperature minime tra i 7 e i 10 gradi, le massime tra i 10 e i 13. Vediamo come si apre anche la settimana di lunedì 27 gennaio, cielo coperto con foschie e deboli precipitazioni sparse più frequenti sui monti che dalla sera si faranno più consistenti, quota neve sempre sui 1300 metri circa, temperature minime tra i 7 e i 9 gradi, le massime tra i 10 e i 12. Vediamo anche la tendenza per martedì 28 gennaio, purtroppo vedete un ulteriore peggioramento praticamente su tutta la regione, un cielo coperto con piogge e vento, sulla costa le piogge saranno moderate, il vento soffierà di scirocco sostenuto, mareggiate tra Lignano e Grado, quindi attenzione al fenomeno che purtroppo spesso ha interessato la nostra regione. In pianura piogge abbondanti e vento da sud moderato o sostenuto, su pianura sui monti precipitazioni intense con quota neve oltre i 1500 metri e venti sostenuti da sud-ovest. Le temperature minime saranno eccezionalmente alte per il periodo, infatti potranno addirittura raggiungere i 13 gradi sulla costa, mentre le massime potranno raggiungere i 15 gradi. Mi sono spostato sulla pagina del Quotidiano Il Piccolo, la prima pagina di apertura del giornale. MPS punta a Mediobanca, la scalata ostile su Piazzetta Cuccia, principali azionista di Generali. Nel mirino c'è il Leone, un'offerta di scambio totalitaria. Il governo, che è socio dell'Istituto Senese, applaude con le parole di Giorgetti, parlando di appunto un'offerta lineare. Parte da Siena l'assalto a Mediobanca, l'operazione scattata ieri mattina poco prima delle 7, quando una nota di MPS ha annunciato un'offerta pubblica di scambio totalitaria. L'istituto di Piazzetta Cuccia viene valutato 13 miliardi e 300 milioni di euro, una mossa non concordata e quindi da considerare ostile nei confronti della banca milanese, ma che se realizzata è destinata a cambiare gli assetti economici e finanziari del paese, a partire dall'altra grande partita in corso, quella per il controllo delle Generali. Andiamo a vedere subito anche la cronaca. Da liberi professionisti a dipendenti, l'alto là dei medici di famiglia. Un decreto ministeriale potrebbe prevedere che le prossime assunzioni di medici di medicina generale siano fatte con lo status di dipendente, non più di libero professionista in convenzione col servizio sanitario. I diretti interessati sono contrari a dir poco. Linea Trieste Grado rescisso il contratto verso un nuovo bando, se ne parla a pagina 29 del quotidiano. E poi l'anziana rapinata
ai margini della zona rossa, il fatto riportato nella giornata di ieri, successo in via Foscolo, se ne parla a pagina 24 del Piccolo, ma poi noi guarderemo anche il nostro servizio realizzato ieri sul posto da Bernardo Gulotta, che ha anche raccolto una testimonianza. Cade la strada durante i lavori in via Dalviano, gli effetti quindi sulla carreggiata, la strada resta chiusa fino a martedì, la circolazione è vietata fino a quel giorno per consentire quindi il ripristino della carreggiata. Guardate appunto il danno che si è materializzato ieri con l'asfalto che ha ceduto e di conseguenza l'immediata chiusura della strada con i vigili urbani sul posto per deviare il traffico, appunto anche per evitare incidenti e ulteriori disagi, servizio che fra poco tra l'altro vedremo. Parla Elly Schlein, la leader del Partito Democratico, no al terzo mandato, non facciamo marce indietro, è l'analisi appunto della Schlein e se ne parla a pagina 7 del quotidiano Il Piccolo. Andiamo a vedere anche il Corriere della Sera, vediamo la prima pagina del giornale nazionale. Trump, migranti in catene, Putin pronto a trattare con il leader degli Stati Uniti e attacca l'Italia dicendo che è anti-Russia. La Casa Bianca invece posta la Photoshop sui deportati, il presidente e l'ipotesi quindi dei dazi. Meloni mi piace, dice Trump, vediamo. Quindi insomma questa è la riflessione anche del numero 1 della Casa Bianca e qui la foto postata proprio dalla Casa Bianca, una fila di clandestini in catene che si dirige verso un aereo cargo per la deportazione. Anche sul Corriere della Sera ampio spazio alla notizia che abbiamo visto in apertura sul Piccolo. MPS a sorpresa lancia l'offerta su Mediobanca, sì del Tesoro, commento del Partito Democratico, Giorgetti riferisca in aula. Quindi MPS con i soci forti Caltagirone Del Vecchio a sorpresa lancia un'offerta pubblica di scambio su Mediobanca, l'OPS valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro, un vero terremoto nella finanza italiana. MPS offre 23 azioni per ogni 10 di Mediobanca, che prevede di completare l'esecuzione entro settembre. Mediobanca considererà l'offerta ostile e il sì del Tesoro, invece il PD commenta, Giorgetti venga a riferire nell'aula. La trasparenza obbligata, la tentazione forte, leggere l'offerta pubblicata di scambio di Monte dei Paschi su Mediobanca, che ha in pancia tra l'altro un pacchetto consistente delle generali soltanto come l'ennesima battaglia di potere, poteri finanziari e poteri politici. Le premesse ci sono, lo dimostra la stessa storia del Monte Paschi con la sua contiguità del passato con la sinistra toscana, e se ne parla a pagina 30 del Corriere della Sera. Andiamo anche all'estero, Israele toccava ai civili, oggi Hamas libererà 4 ostaggi, sono tutti soldati. Hamas ha comunicato i nomi delle 4 soldate israeliane in ostaggio che saranno liberate oggi nell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Secondo Israele però questo in violazione dell'accordo che prevedeva che andassero liberate prima le donne civili. Andiamo a Trento, mentre si allenava, uccisa in bici, era una stellina del ciclismo. Sara Piffer, 19enne trentina, promessa del ciclismo, è stata travolta e uccisa mentre si allenava insieme al fratello. A falciarla un'auto in sorpasso, forse abbagliata dal sole, era appena passato Moser, quindi insomma purtroppo la notizia di cronaca che vediamo sulle pagine nazionali, in questo caso del Corriere della Sera di oggi. Mi risposto sul quotidiano Il Piccolo, che appunto anche in seconda pagina poi in terza dà ampio spazio alla notizia che abbiamo visto prima, MPS scalato ostile a Mediobanca, nel mirino ci sono anche le generali, da Rocca Salimbeni un'offerta pubblica di scambio totalitaria e l'istituto di Piazzetta Cuccia è pronto quindi ad alzare le difese. Parte da Siena l'assalto a Mediobanca, l'operazione scattata ieri poco prima delle 7, quando una nota di MPS ha annunciato un'offerta pubblica di scambio totalitaria all'istituto
di Piazzetta Cuccia viene valutato oltre 13 miliardi di euro con un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di borsa di lunedì. Una mossa non concordata e quindi da considerare ostile nei confronti della banca milanese, ma che se realizzata è destinata a cambiare gli assetti economici e finanziari del Paese a partire dall'altra grande partita in corso, quella per il controllo delle generali. I protagonisti della partita sono infatti i medesimi, Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio, il gruppo Caltagirone e BPM, istituto oggetto a sua volta di un'altra offerta pubblica di scambio da parte di Unicredit. Sullo sfondo c'è il governo che attraverso il Ministero dell'Economia detiene poco più dell'11% delle azioni di Rocca Salimbeni e che ieri con la presa di posizione del ministro Giancarlo Giorgetti ha chiaramente appoggiato l'operazione. I tempi dell'offerta sono stretti, MPS prevede di completare l'esecuzione dell'OPS entro il terzo trimestre del 2025. Tra le condizioni a cui è subordinata questa offerta figura il conseguimento del 66,67% del capitale di Piazzetta Cuccia. Con questa operazione di natura industriale vogliamo segnare un nuovo approccio del percorso di consolidamento del settore bancario che in maniera innovativa crea un valore da subito sia per gli azionisti di MPS che per Mediobanca e ritengo che anche per l'intero sistema del Paese, lo ha spiegato Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS. Puntiamo un nuovo campione nazionale con 2 brand di eccellenza che vogliamo proteggere e ancor più valorizzare. Insomma, i dettagli dell'offerta a sorpresa che sconvolge quindi in parte la finanza italiana, da Delfin al Caltagirone agli incroci azionari della grande partita del risico bancario. I 2 soci privati sono tra i principali azionisti di Piazzetta Cuccia, oltre che del Leone di Trieste, e sono entrati nel capitale del Monte. Andiamo a vedere anche l'altra notizia che vedevamo sempre in apertura, parlando invece in questo caso di sanità, dipendenti l'ALT dei medici, l'ipotesi del cambio di status per i dottori di base bocciata dalla regione in regione. Mi diano la macchina, il computer, il gestionale, mi paghino le ferie, riconoscano la maternità alle colleghe, trovino un sostituto dopo che avrò terminato le ore di lavoro giornaliere, a quel punto potrò fare il dipendente. Ferdinando Agrusti, segretario regionale della FIMG, riassume gli effetti della rivoluzione per i medici di medicina generale, quella a cui starebbe pensando il governo, così da poter far lavorare chi oggi è libero professionista anche all'interno delle case della comunità, che entro il 2026, come detta il PNRR, che su questa partita investe 2 miliardi, dovranno essere 1350 in tutta l'Italia. L'ipotesi Romani, diretti interessati, sono contrari a dir poco, tanto più in una fase in cui i carichi di lavoro anche burocratici sono aumentati e si perdono i pezzi. Informano gli uffici della regione in Friuli Venezia Giulia, ne sono rimasti 720 di medici, ma a Roma il tema è ritornato di attualità. Qualcosa è filtrato attraverso il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore. Già a metà febbraio un decreto potrebbe prevedere che le prossime assunzioni vengano fatte con lo status di dipendente e non più con quello del libero professionista in convenzione con il servizio sanitario. Quanto ai circa 40.000 medici di medicina generale al lavoro nei loro studi, si pensa a un impegno fino alle 16 ore settimanali nella sanità territoriale. La posizione quindi delle regioni qual è? In conferenza presieduta da Massimiliano Fedriga se ne era parlato mesi fa, di fronte alle perplessità su quelli che sono considerati privilegi da dipendenti pubblici, ma con la libertà del privato c'erano state subito le barricate della categoria. Il presidente del Friuli Venezia Giulia in questa fase non si espone, anche perché al momento non si va oltre le indiscrezioni. Nell'attesa di certezze sul territorio non c'è però una sola voce favorevole alla dipendenza. Infastidisce pure il fatto che la novità sia conseguenza del nodo case della comunità, involucri architettonici vuoti, così li definisce Luca Maschietto, segretario regionale della SIMG. Su questo fronte la situazione l'ha descritta giorni fa l'assessore alla salute Riccardo Riccardi. L'obiettivo è di aprire le 6 case della comunità in Friuli Venezia Giulia entro il 2025. Nel dettaglio delle sedi, Trieste all'interno del compendio dell'ospedale Maggiore, Udine in via San Valentino, Gemona, Cividale,
Sacile e Magnago. Questa è la situazione per quanto riguarda la rivoluzione sul medici di medicina generale. Stiamo in sanità, intesa del centrodestra verso l'accordo sul piano oncologico. Sarà stralciata la tabella di sintesi che disegnava le sedi delle chirurgie. Lunedì il Consiglio delle autonomie locali, Fratelli d'Italia, è orientata a votare a favore. La proposta di revisione del piano della rete oncologica regionale si appresta a imboccare l'ultima curva dopo aver rallentato improvvisamente quando il traguardo pareva un passo. Dopo il rinvio dell'antivigilia di Natale, lunedì il documento tornerà all'esame delle autonomie locali, chiamato a esprimere un parere sull'atto, e la mediazione del centrodestra pare aver dato i suoi frutti. Dal fascicolo che l'assessore regionale Riccardi presenterà dopodomani sarà depennata, come richiesto in particolare da Fratelli d'Italia della destra tagliamento, la tabella di sintesi che riportava la proposta di redistribuzione delle sedi deputate a ospitare le chirurgie oncologiche per le singole specialità. Un passo verso che dovrebbe consentire al piano di ottenere il disco verde dei sindaci che siedono nel CAL. Diversi professionisti ci hanno chiesto di stralciare la tabella di sintesi, conferma Riccardi, riferendosi alle istanze arrivate in queste settimane da una parte degli operatori sanitari. L'elaborazione di quella sintesi è la conseguenza della metodologia seguita per la ricostruzione del piano. Lasciare a un secondo momento la sua costruzione non sarà un problema, sottolinea l'assessore alla salute, che i componenti del Consiglio delle autonomie lunedì riferirà che l'eventuale revisione dei dati competerà al gruppo di lavoro rigorosamente tecnico che sarà indicato dal coordinamento della ROR, dalla direzione strategica dell'azienda regionale di coordinamento della salute e della direzione centrale della salute. Vediamo un nostro servizio che riguarda l'apertura del telegiornale di ieri, la rapina ai danni di un'anziana in via Foscolo. C'era con noi Bernardo Gulotta sul posto e rivediamo anche il video shock di quell'atto drammatico. Erano le 11 del mattino di questa mattina quando si è consumata questa rapina ai danni di una donna di 78 anni proprio qui in via Foscolo al civico numero 5, in questa piccola androna che poi va a finire in un fondo cieco. La donna stava transitando per questa zona, un ragazzo le si è avvicinato, l'ha chiamata zia, ehi zia, lei si è girata, si è accorta che non era in realtà un parente e lì il ragazzo le ha messo le mani al collo per strapparle 2 collanine. Questo è stato l'oggetto alla fine della rapina. La cosa che poteva potenzialmente essere più grave era i danni, le ferite che poteva riportare la donna, che fortunatamente nella caduta ha tentato di difendersi in qualche maniera ma invano. Dicevo, nella caduta poteva riportare dei danni proprio da caduta o da contusione. Fortunatamente la donna sta bene. Il ragazzo subito dopo aver strappato le collanine è corso verso piazza Garibaldi. Lì alcuni passanti hanno provato a inseguirlo ma è riuscito a far perdere le proprie tracce. Erano in 2, giovani, uno ha agito, l'altro era il complice. Il rapinatore, pantaloni blu, felpa bianca col cappuccio a coprire il volto, giacca grigia, scarpe nere, calze bianche a vista, ha agito in pochi attimi. La donna per fortuna non è caduta a terra. I sanitari del 118 ha poi riferito che stava andando dalla sua dottoressa per ritirare dei referti medici. Una telecamera ha ripreso tutto. Alcuni passanti sono arrivati qualche istante dopo, allarmati dalla 78enne che chiedeva aiuto in evidente stato di shock. Il ragazzo è poi scappato verso piazza Garibaldi, inseguito da 2 passanti. Ha girato in via Pascoli e attorno al civico 25 ha lasciato la giacca. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno indagando sul caso, anche aiutati dal video della telecamera di sorveglianza. I negozi vicini si sono accorti solo a fatto compiuto. Il barbiere ha notato i 2 ragazzi poco prima del colpo mentre fumavano una sigaretta. I 2 negozi che spalleggiano l'androna hanno appreso del fatto immediatamente dopo. Uno dei 2 ha notato il rapinatore quando era ormai verso piazza Garibaldi, mentre altri cercavano di fermarlo. Questa è la drammatica scena che abbiamo più volte visto, ma sentiamo anche il commento di chi ha assistito a quanto appena raccontato da Bernardo Gulotta. Sempre su l'intervista, vediamo. Allora, io sono uscito a fumare una sigaretta e ho visto quei 2 proprio qua a 5 metri da me e pensavo fosse dei clienti che arrivavano a tagliarsi i capelli perché guardavano anche qua. E io ho fumato la sigaretta e sono entrato. E a una certa vedo un ragazzo che va dritto e l'altro ragazzo che attraversa la strada. E dopo un po' ho detto, boh, vabbè, non so. Sono entrato e dopo a una certa vedo che il ragazzo inizia a correre e l'altro ragazzo
non è che lui correva, lui camminava. E dopo ho visto la signora, anche la signora l'ha rincorso, c'erano tutti i signori e mi dispiace per questa cosa perché siamo comunque in una città piccola, che io sono nato qua e non era mai così. Dagli ultimi anni è così e veramente mi dispiace. La donna forse era stata presa di mira. Il bottino ricavato sono 2 collanine che valgono di più per il valore affettivo. La signora derubata ha riferito che le conservava da 50 anni che per quello economico. Il rapinatore è accorso nelle vie vicine per dileguarsi, visto che alcuni passanti hanno provato a inseguirlo. In via Pascoli ha lanciato la giacca grigia dentro un portone. Non è chiaro se lo avesse aperto lui o qualcuno del condominio. Poi ha proseguito la corsa. Arrivato in via Raffineria, i carabinieri erano già al suo inseguimento, ma da quanto appreso il giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il tutto in piena zona rossa, a pochi passi e poche settimane dalla rissa in largo Barriera. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per gli aggiornamenti sulla situazione in città e del traffico. Marco Cernecca con noi al telefono, che saluto e ringrazio per il collegamento. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora inizierei col dire che la situazione sulla rete viaria diciamo è abbastanza scarsa, non ci sono tanti veicoli in movimento. Ricordo comunque di fare attenzione per il fondo stradale diciamo bagnato, quindi un po' viscido. Sull'altipiano ricordo che potrebbero esserci possibili banchi di nebbia, per cui anche lì fare attenzione. Oggi ricordo la chiusura di via Dalviano nel tratto compreso tra la via dei lavoratori e Caduti sul lavoro, comunque presente anche il nostro personale, c'è anche tutta la segnaletica di chiusura. Per questa mattina è prevista l'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà presso l'Aula Magna dell'Università. Il nostro personale sarà presente sul posto in passaggi per monitorare sia la situazione inerente alla viabilità sia quella della sosta, mentre nel pomeriggio è previsto un corteo con partenza da piazza Oberdam e si snoderà per via Ghega, piazza Libertà, Corso Cavour, via Milano, via Carducci, via Reti, via Gallina e dovrebbe terminare in piazza Goldoni. Il tutto dovrebbe essere compreso nell'orario tra le 15:30 e le 19:30. Ovviamente saremo sui posti con le pattuglie nostre per le chiusure e il servizio di viabilità. E per domani ricordo la partita della Triestina Lecco con inizio alle 17:30 e saremo sempre presenti nella zona Piazzale Azzurri d'Italia già dalla mattina per monitorare sia i divieti temporanei, sia il pomeriggio saremo presenti per la viabilità in merito alla partita. E sempre domani iniziano anche a entrare in vigore i cartelli per le manifestazioni del 27, la segnaletica sarà presente in via Palatucci, via Rio Primario e nel parcheggio retrostante la Risiera. E altre cose per oggi non avrei da ricordare, per cui le tornerei la linea augurandole un buon fine settimana. Grazie altrettanto, buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi ovviamente, grazie. Grazie, salve. Torniamo sul giornale, parliamo di Giulio Regeni, a 9 anni dalla scomparsa a Fiumicello, lo ricorda la manifestazione per Regeni. Dopo 9 anni dopo la scomparsa di Giulio, il 25 gennaio 2016 al Cairo, dove stava conducendo il lavoro sul campo per il suo dottorato di ricerca a Fiumicello, il paese dove è cresciuto, e 9 anni dopo il Comune, in collaborazione con il collettivo Giulio Siamo Noi, organizza una serata per ricordarlo, una serata curata dalla giornalista Marina Tuni. Il giallo sarà, come di consueto, il colore di questa iniziativa. Questo colore, d'altro canto, quello che da sempre ha accompagnato la richiesta di verità e giustizia su quanto successo allo studente dell'Università di Cambridge dal giorno della sua scomparsa, quello in cui il suo corpo fu trovato il 3 febbraio sul ciglio dell'autostrada che porta dal Cairo ad Alessandria, un corpo così sfigurato dalle torture che ai genitori di Giulio fu sconsigliato di vederlo, come ha di recente testimoniato in aula la madre nel processo che si celebra dal 20 febbraio scorso davanti alla Corte d'Assise di Roma e che vede come imputati 4 007 egiziani.
Attorno al motto verità e giustizia per Giulio Regeni, negli anni si è costituita una comunità che si riunirà oggi nel piazzale dei Tigli di Fiumicello dalle 19. Via le iniziative con un intervento del governo dei giovani del comune, seguito dal flash mob Onda Gialla, Energia in Movimento, poi ci sarà un minuto di raccoglimento, una fiaccolata silenziosa alle 19:41, orario in cui partì l'ultimo messaggio di Giulio. Alle 20:30 nella palestra del pattinaggio di Fiumicello avrà luogo l'evento Parole, Immagini, Musica per Giulio, trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube Giulio Siamo Noi, a cui prenderanno parte i genitori Paola e Claudio Regeni, l'avvocata Alessandra Ballerini, moltissimi gli ospiti, tra cui l'attore Piff, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, l'ex presidente della Camera Roberto Fico, il deputato Gianni Cooperlo, i giornalisti Marco da Milano e Beppe Giulietti, moderatore della serata, la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo e tanti altri. La parte musicale sarà affidata ad Alberto Bertoli e ai Green Tea Infusion, insieme a Laura Clemente, che hanno composto Waves, la canzone del flash mob. Vediamo anche la drammatica rapina che abbiamo raccontato nella giornata della serata di ieri nel nostro telegiornale, l'altra rapina, quella andata in scena all'Atlantic City nel popolosissimo rione di San Giacomo, dove è stata usata una pistola finta per portare via 2.400 euro. Sì, grazie della linea. Una rapina a mano armata qui a San Giacomo nel primo pomeriggio di ieri all'interno del locale slot Atlantic City. Una donna descritta come sulla trentina, travisata in volto, tutta coperta, si è prima introdotta nel locale, ha fatto un giro per evidentemente capire, controllare la situazione e poi è andata dal dipendente che controlla appunto la cassa dell'Atlantic City, ha puntato una pistola alla testa dell'uomo, ha intimato di farsi consegnare tutto il denaro che c'era in cassa. Poi la donna, come testimoniano le immagini shock di questo video, è entrata nello stanzino, c'è quasi stata una colluttazione con l'uomo per riuscire a strappargli dalle mani il portafoglio di cassa dove appunto c'erano 2.400 euro, questo il bottino della rapina. La pistola poi si scoprirà essere a salve, una pistola finta, ma davvero la paura è stata tanta. Questo è successo nel primo pomeriggio di ieri in piena luce del giorno in un rione molto popoloso come quello di San Giacomo, dove ogni giorno passano un sacco di persone, dove vivono tantissimi triestini e non solo. E i video shock testimoniano appunto la gravità di quanto è successo nella sala slot Atlantic City. Sul caso indaga la Polizia di Stato, le volanti ieri sono intervenute in forze, ma la donna aveva già fatto perdere le proprie tracce. Sul posto anche la scientifica per riuscire a scoprire indizi utili. Vi restituisco la linea. Questo era un estratto dal nostro telegiornale di ieri quando siamo andati sul posto, ma abbiamo anche intervistato uno dei protagonisti, ovvero la persona rapinata. Sentiamo le sue parole. Si è avvicinata, si ha portato uno zaino e mi ha intimato di dargli i soldi, ha tirato fuori la pistola e io non gli ho dato i soldi inizialmente. Si è allungata con la pistola, ho provato a prendere la pistola, me ne si è ritratta. Mi ha ripuntato la pistola addosso, io ho continuato a non dargli i soldi. A questo punto è passata attraverso la porta, è girata qua per venire a prendere i soldi, ha infilato la mano nel cassetto prendendo il portafoglio con i soldi, si è scoperta, quindi a quel punto le ho preso il braccio, le ho girato la pistola e siamo stati là alcuni secondi in cui io le dicevo di mollare il portafoglio e la pistola, lei diceva spara, ma boh, vabbè. A questo punto lei ha mollato l'arma ed è scappata via col portafoglio. Ho controllato l'arma ed era un'arma a salve. C'era qualcosa che non mi quadrava nell'arma e quindi ho agito così. Sì, esattamente.
Avete denunciato le forze dell'ordine? Sì, la polizia è venuta qui, ha controllato come sono arrivate 2 volanti, sono passati in borghese, è passata scientifica, hanno fatto tutti i rilievi del caso e infine adesso la cercheranno. Violenze d'Aspo e TSO, il report della polizia locale, presidio contro i reati. Nel 2024 un'attività in aumento, ricevute 30.000 chiamate per 21.000 interventi, i nodi del mancato accesso alla banca dati e le richieste di lasciare ruoli operativi. Ecco lo schema preparato anche dal quotidiano, i numeri della polizia locale nel 2024, 30.000 le chiamate alla sala operativa, 21.500 schede di intervento aperte, 10.000 controlli per quanto riguarda la polizia amministrativa con 1.000 sanzioni, 3.300 oggetti sequestrati e poi la lotta al degrado, 406 DASPO allontanamenti, 3.600 stranieri identificati, 724 violazioni per la sicurezza urbana, infine le indagini penali, 11 arresti per spaccio, 8 passeur arrestati, 92 trattamenti sanitari obbligatori, i cosiddetti TSO. Ma questo lo vedremo meglio con un nostro servizio dopo la pausa pubblicitaria, quindi ci fermiamo per qualche minuto e poi continueremo ancora fino alle 8 la nostra rassegna stampa prima di lasciare ovviamente lo spazio agli ospiti. È già arrivata una mail, poi chiaramente la leggeremo subito all'ospite appena sarà il momento. A fra poco dopo la pubblicità. La prima sera è stato fatto un giro preventivo, insomma, per avvisare quelli che alle 23:30 erano ancora aperti, cosa naturalmente corretta, ma ricordargli che a mezzanotte non dovevano essere aperti al pubblico. Pattuglie della polizia locale in prima linea la sera tardi per il giro dei locali nelle 3 zone rosse di Trieste, controlli mirati per verificare che nessun esercente tenga aperto il bar dopo la mezzanotte. Dalla stazione dei treni a Piazza Perugino è vasta l'area del monitoraggio, seguito da tutte le forze di polizia. Per quanto concerne il corpo municipale, il comandante Milocchi spiega come avviene il controllo e come la polizia locale procede a seguito delle violazioni. Una pattuglia fissa nella zona di barriera, ma tutti quelli che intervengono sul territorio, qualora ci sia una persona molesta, aggressiva o che compia reati, deve poi verificare se ha determinati precedenti, ovviamente in materia di porto d'armi, lesioni e quant'altro, perché in quel caso va fatto l'ordine di allontanamento immediato e che vale fino al 31 marzo. Per quanto riguarda l'antivetro cosiddetto, se vedi uomini un po' altici e controlli se stanno portando alcol eccetera. Durante la conferenza stampa in municipio sono stati anche illustrati i dati dell'attività della polizia locale durante il 2024. Per quanto riguarda le indagini penali, durante 8 operazioni sono stati arrestati 11 presunti responsabili di spaccio. Tra i sequestri più rilevanti quello di 2 kg di hashish, denunciate poi 17 persone per occupazione di alloggi popolari, spesso anche con allacciamenti abusivi, arrestati 8 passeur con il blocco di una cinquantina di cittadini extracomunitari e il sequestro di 6 veicoli per il loro trasporto. Nel complesso il nucleo di polizia giudiziaria ha compiuto 32 arresti, 380 sono state le denunce in stato di libertà, 7 le misure cautelari. Un particolare dato che emerge per l'aumento dei casi, ben 92 l'anno scorso, quello sui trattamenti sanitari obbligatori. Ci hanno colpito perché stiamo parlando quindi di un trattamento sanitario ogni 4 giorni, che è ovviamente un dato molto molto elevato. Il nucleo della polizia amministrativa ha effettuato più di 3.800 controlli ambientali, registrando quasi 700 violazioni, 200 notizie di reato, 85 indagati. Sul fronte della sicurezza dell'edilizia sono stati 320 controlli, 70 le sanzioni, 130 le notizie di reato. Infine 724 sono state le violazioni nell'ambito della sicurezza urbana, 406 provvedimenti di DASPO e allontanamenti, 3.600 gli stranieri identificati. Andiamo ancora sulla cronaca. La tentata incursione di Natale in via Tigor, precipitato dal tetto durante un furto, lo arrestano al bar, il tempo di riprendersi dalle ferite, ed è stato arrestato mentre era al bar in pieno centro. Lunedì scorso la Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato il cittadino serbo di 36 anni che il giorno di Natale aveva tentato un furto in un appartamento all'ultimo piano di via Tigor 11, salvo poi precipitare da una grondaia in un tentativo di fuga andato male. I fatti erano stati immortalati da un video
registrato per puro caso da un residente della zona. 2 uomini si aggirano sui tetti delle case circostanti, sfruttando delle impalcature, forzano una finestra e si infilano nel palazzo tramite un lucernario. Il testimone aveva quindi immediatamente chiamato il 112, ma nel frattempo i 2 uomini erano riusciti a introdursi all'ultimo piano di via Tigor, dove abita una giovane coppia di Pordenone che in quel momento non era in casa. Il rapido arrivo delle volanti di polizia aveva tuttavia permesso di individuare uno dei 2 autori che, nel tentativo di darsi alla fuga da una finestra, si era arrampicato da una grondaia, salvo poi scivolare e precipitare nella corte sottostante, ferendosi gravemente. L'uomo era stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara. Il malvivente è rimasto ricoverato in prognosi riservata alcuni giorni, ma nel frattempo le indagini hanno permesso di chiudere il cerchio, facendo emergere a carico del 36enne non solo indizi in merito al tentato furto, ma anche un rilevante pericolo di recidiva. Il procuratore Federico Frezza ha quindi ottenuto dal GIP di Trieste una misura cautelare per l'uomo. Al momento dell'arresto, lunedì scorso, il movimento, ormai ripresosi dalla caduta, era tranquillamente seduto in un bar del centro. Il centro-sinistra e le zone rosse, misure inutili e demagogiche. Associazioni, comitati e partiti dell'opposizione firmano un documento contro l'atto prefettizio. La violenza va affrontata alla radice, individuandone le cause, così si rischia la ghettizzazione. Allora, leggiamo parte di questo articolo e poi vedremo la risposta dell'assessore Caterina De Gavardo. Inutili, pericolose e demagogiche, tutte le forze di sinistra, PD, adesso Trieste, Punto Franco, Rifondazione Comunista, PC, Alleanza Verdi Sinistra, Open Sinistra, FVG, associazioni, Onlus con ICS, Linea d'Ombra, il Coordinamento Difesa Sanità Pubblica, il Comitato per i diritti civili delle prostitute e AMPI firmano e inviano alle istituzioni un lungo documento di condanna alla misura con cui il 16 gennaio scorso il prefetto Pietro Signoriello ha istituito le zone rosse all'interno del territorio cittadino. Misura definita a più riprese propagandistica e sintomo di un approccio ideologico e fallimentare della gestione dell'ordine pubblico, con il solo risultato di soffiare sul fuoco dell'insicurezza e alimentare fenomeni di ghettizzazione, pericolose perché discrezionali, demagogiche perché le zone rosse non risolvono il nodo della sicurezza, ma anzi spostano il problema da una zona all'altra della città, ha incalzato il presidente di ICS Gianfranco Schiavone ieri mattina al Circolo della Stampa. L'intervento militarizzato delle forze di polizia nelle aree centrali della città rischia di risolversi soltanto in ulteriori allontanamenti di persone vulnerabili, migranti, stranieri, non italofone, povere o toccate da altre problematiche, creando così nuove forme di segregazione sociale, mentre per Schiavone restano irrisolte e non affrontate le carenze strutturali della gestione delle persone più fragili. Provvedimento inutile, come dimostrato negli ultimi fatti di cronaca, valuta quindi il capogruppo di Adesso Trieste Riccardo Laterza, ribadendo come il tema sicurezza va affrontato in modo strutturale, individuando le radici sociali, economiche e culturali dei conflitti urbani e non, afferma il municipalista, con ordinanze spot e puramente propagandistiche. Misure dannose per gli stessi residenti e commercianti delle zone rosse che oggi, a nota, si trovano a vivere e lavorare in una zona militarizzata. Chi governa la città deve rispondere al fatto che le politiche dell'amministrazione degli ultimi anni ha fallito, osserva il Dem Francesco Russo, invocando la necessità di politiche sociali che creino condizioni di reale protezione per i cittadini. Per Giorgio Scrip di Punto Franco, invece, la sicurezza in un cantiere deve essere cercata con il coinvolgimento di tutti i lavoratori, così una città deve essere difesa da tutte le istituzioni con il coinvolgimento di tutti quanti. Le zone rosse, afferma il Punto franchista, certificano il fallimento di una strategia della prevenzione. A preoccupare associazioni e forze di centrosinistra è anche la natura vaga e potenzialmente arbitraria dell'ordinanza prefettizia, riporta la nota allegata al documento, laddove la definizione di atteggiamenti molesti e aggressivi non è chiara e rischia di ledere il principio fondamentale della presunzione di innocenza, una vaghezza che potrebbe portare a discriminazioni e abusi, specialmente nei confronti dei migranti o di chi è percepito come problematico per le sue condizioni. L'appello è dunque di abbandonare un approccio ideologico e fallimentare della gestione dell'ordine pubblico e affrontare, li porta a distanza, con serietà le problematiche della sicurezza urbana, prendendo consapevolezza che questa si realizza non attraverso trovate propagandistiche, bensì affrontando le problematiche finora del tutto rimosse dalla politica, della rapida crescita della povertà economica e culturale e che manca di interventi adeguati di gestione degli arrivi dei migranti, sia, conclude il documento, per la loro immediata
immediata accoglienza che per il loro inserimento sociale. Questo è il momento della conferenza stampa. Noi però ieri, oltre ad aver realizzato questo servizio della conferenza stampa organizzata dal Partito Democratico e dalle associazioni citate, abbiamo anche intervistato in risposta l'assessore alle politiche della sicurezza del Comune di Trieste, Caterina De Gavardo. Sappiamo che poi c'è anche l'ordinanza sindacale che si è affiancata a quella prefettizia che impone la chiusura dei locali nelle zone rosse a mezzanotte, insieme anche alle disposizioni anti-vetro e anti-degrado. Sentiamo le parole dell'assessore De Gavardo. Direi che è innanzitutto un deterrente e direi anche che questa amministrazione sta cercando di mettere davvero in piedi ogni tipo di strumento possibile per garantire la sicurezza della cittadinanza. L'ha fatto già lo scorso anno, ampliando ad esempio le zone dei DASPO, incominciando ad armare il suo corpo di polizia locale, e l'ha fatto anche quest'anno partecipando a 50 controlli interforze con le altre forze dell'ordine sotto il coordinamento della Questura, intensificando il controllo delle aree pubbliche. 8 ore più o meno ogni giorno la polizia locale è presente nei giardini pubblici della nostra città. L'ha fatto aumentando la videosorveglianza cittadina e l'ha fatto anche con queste ordinanze antidegrado che stiamo sperimentando, che comunque sono temporanee, che obbligano alcuni esercenti, quelli delle zone rosse, a chiudere alle 24, ma che sicuramente sono un importante segnale che va nella direzione delle richieste della cittadinanza. Andiamo sulla cronaca giudiziaria. L'ex allenatore torna in aula. Per i ragazzi un nuovo shock. Parlano i legali dei 13 giovani calciatori vittime di abusi da parte del mister. Provate pure le famiglie. Iter giudiziario lungo e si ricomincia dal primo grado. Stavolta sul capo di imputazione c'è l'accusa più grave: violenza sessuale, non più atti sessuali con minore. Riparte il processo all'ex allenatore del San Luigi Calcio e di pari passo con l'iter giudiziario riemergono anche le sofferenze dei 13 ragazzini di cui l'ex mister, ora tornato in libertà, avrebbe abusato palpeggiandoli nelle parti intime. I giovanissimi e le loro famiglie speravano di essersi lasciati ormai alle spalle quel doloroso capitolo, invece potrebbero dover tornare in aula a testimoniare. Falsa partenza ieri mattina per un processo tutto da rifare. Il GIP Falvia Mangiante, che avrebbe dovuto celebrare la nuova udienza preliminare, non era disponibile a causa di un impedimento, sicché il processo è slittato il 21 di febbraio. Nel frattempo si può immaginare il peso che gravi su un genitore nell'incrociare per strada chi è accusato di simili abusi sul proprio figlio. L'ex mister è stato condannato in primo grado a 10 anni di reclusione, ma dopo il verdetto d'appello gli sono stati revocati gli arresti domiciliari in attesa del processo bis. A maggio la Corte d'Appello ha annullato la sentenza di primo grado del Tribunale, riqualificando l'imputazione da induceva a subire atti sessuali a costringeva a subire atti sessuali. Le famiglie sono comprensibilmente provate da un percorso giudiziario che dura ormai da diversi anni e che a questo punto ricomincia dal primo grado, riferisce l'avvocato William Crivellari, che assiste 4 dei 13 giovani calciatori che si sono costituiti parte civile. Dopo varie udienze durate ore, nelle quali è stato richiesto ai minori di ricordare i fatti che loro malgrado hanno dovuto subire, peraltro bisogna apprezzare il fatto che la Corte di Appello abbia confermato la sussistenza delle condotte violente, così come quelle qualificate dal Tribunale ai danni dei minori. Altri 8 ragazzini si sono affidati all'avvocata Nicole Pertotto, un altro è assistito dall'avvocata Maria Pia Maier, mentre la società sportiva è rappresentata dal legale Marzio Calalcione. L'imputato, un triestino di mezza età di cui abbiamo sempre scelto di omettere l'identità per evitare il rischio di rendere riconoscibili i minorenni coinvolti, è assistito invece dagli avvocati Giovanni Di Lullo e Denise Rodriguez. La procura, prendendo atto del contenuto della sentenza della Corte d'Appello, ha formalmente contestato la violenza dell'atto, consistita nell'averlo compiuto con mosse fugaci e repentine. Vengono inoltre contestate nuovamente le aggravanti di aver agito contro dei minori di 14 anni con abuso di relazione di prestazione d'opera, posto che l'imputato era allenatore di calcio dei ragazzini molestati. Le condotte per le quali l'ex allenatore è alla sbarra vanno dall'agosto del 2019
al novembre del 2020. Il caso però era emerso nel 2021 quando l'uomo era stato accusato di atti sessuali nei confronti di 14 calciatori, 13 dei quali si erano costituiti parte civile. Il mister era stato arrestato dalla squadra mobile nell'indagine del PM Lucia Baldovin, finendo ai domiciliari. Stando alle indagini avrebbe allungato le mani nella doccia, negli spogliatoi, mentre i ragazzini dormivano durante un ritiro in automobile e quando li accompagnava a casa. Ad altri avrebbe inviato sul cellulare messaggi dal contenuto ambiguo del tipo: ciao tesorino, avvisami quando sei solo così ti vengo a trovare, mi manchi tanto. Il bubone è esploso proprio grazie alla chat. Una mamma si era imbattuta nello scambio di messaggi e aveva dato il via alle denunce. La vicenda era stata un vero e proprio ciclone per il mondo sportivo giovanile. Ora ci si appresta al terzo atto. Il procedimento tutto da rifare per un vizio nella procedura. Nel marzo del 2023 in primo grado il collegio del Tribunale di Trieste, presieduto dal giudice Francesco Antoni, aveva condannato l'ex mister a 10 anni di reclusione e al risarcimento delle parti civili, ovvero i 13 ragazzini molestati della società sportiva San Luigi. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente la violenza sessuale, aggravando l'accusa così come formulata dalla Procura, un aggravamento che ha poi determinato l'annullamento della Corte d'Appello per un vizio procedurale. Con la qualificazione giuridica modificata dal Tribunale è venuto meno il principio di correlazione tra il contestato, cioè il capo di imputazione, e il pronunciato. Da qui la decisione di rifare il processo. Blocco del porto, no Green Pass alla sbarra, no al processo, città libera, il giudice tira dritto, 5 persone nei guai. La manifestazione di no Green Pass ieri mattina davanti al Palazzo di Giustizia prima dell'udienza, qui nella foto del quotidiano. Il porto di Trieste come territorio libero su cui il Tribunale cittadino non avrebbe alcuna autorità. È l'eccezione sollevata ieri mattina in aula per tentare di affossare il processo ai no Green Pass accusati di oltraggio e resistenza pubblico ufficiale per i fatti del 18 ottobre 2021. Quel giorno, come noto, le forze dell'ordine sgomberarono il varco del porto occupato per protesta dei portuali e dei militanti della galassia contraria alle restrizioni anti-Covid. A invocare l'incompatibilità territoriale è stato l'avvocato Pier Umberto Starace, difensore di 4 dei 5 imputati a processo. Tra loro un solo volto noto, quello del consigliere comunale di Insieme Liberi Ugo Rossi, quasi un abitué dei corridoi di Foro il Piano per le vicende legate alle intemperanze in epoca Covid, ma la giudice Luisa Pittalis ha respinto l'eccezione sollevata dal difensore, ritenendola infondata. L'avvocato Starace non si arrende, anzi promette battaglia. Rigettiamo l'eccezione bollandola come infondata senza mai argomentare la decisione, afferma. Puntiamo alla soluzione in sede di dibattimento, come è avvenuto per altri casi simili di cui mi sono occupato. Il procedimento, ora in fase pre-dibattimentale, prosegue dunque. Si torna in aula il 7 febbraio. L'udienza è stata rinviata per acquisire nuovamente un video, dal momento che il filmato confluito nel fascicolo è risultato danneggiato. Si tratta di frame che riguardano la condotta di Giorgio Deschi, uno degli imputati accusato di aver offeso un poliziotto. Ieri fuori dal Palazzo di Giustizia, quindi, un gruppo di circa 20 sostenitori ha organizzato un presidio di solidarietà per i compagni finiti alla sbarra. Davanti al colonnato sono spuntate le vecchie bandiere no Green Pass. Di 16 imputati, 5 hanno scelto la strada del dibattimento, fiduciosi di smontare le accuse a loro carico. Gli altri hanno preferito invece altri percorsi, chi l'ha messa alla prova, chi il rito alternativo. Le accuse a vario titolo sono di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, offese a poliziotti, carabinieri e finanzieri. C'è chi avrebbe sfilato il manganello a un agente, ad altri è stato contestato di aver scagliato bottiglie e altri oggetti contro gli agenti, e anche i fumogeni che gli uomini in divisa in tenuta antisommossa avevano azionato per sgomberare il varco quarto del molo settimo. Ugo Rossi avrebbe gridato ripetutamente con un megafono: infami cani del regime, non siete umani, la pagherete cara, accuse da cui il consigliere coinvolto in altri 15 procedimenti simili si difende. Credo nella mia innocenza e in quella di tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione, afferma, ricordando l'uso di idranti da parte delle forze dell'ordine per disperdere i manifestanti. Ci sono state ritorsioni solo su parte dei partecipanti, me compreso. Chi ha lottato per la libertà si è trovato perseguitato, chi invece dovrebbe essere messo sotto processo per la gestione della pandemia si è visto archiviare tutti i procedimenti. È un mondo alla rovescia, così le dichiarazioni del consigliere comunale Ugo Rossi.
Cede la strada durante i lavori, stop alle auto in via Dalviano, circolazione vietata fino a martedì per consentire il ripristino della carreggiata. La pioggia e le vibrazioni del cantiere Acegas APS Anga hanno prodotto il crollo. Vediamo di recuperare le immagini del servizio realizzato ieri, appunto, e mandato in onda al nostro telegiornale. C'è stato un cedimento di uno scavo già esistente, la via Dalviano è chiusa nel tratto da via dei Lavoratori all'altezza della caserma di Vigili del Fuoco in ambo i sensi ed esclusi i veicoli autorizzati e bus che probabilmente si tengono ovviamente a monte dello scavo. Resterà chiuso fino a martedì 28 il tratto di via Dalviano interessato dal cedimento dell'asfalto nelle prime ore del mattino. L'inconveniente si è verificato nel corso dei lavori per il potenziamento della rete elettrica di Acegas APS Amga. L'arteria è stata poi chiusa in entrambi i sensi di marcia da via Caduti sul Lavoro a via dei Lavoratori. La comunicazione via Telegram della Polizia Locale segue le notizie che vi avevamo dato in diretta in tempo reale sulla nostra emittente. Al netto delle sovracitate deroghe per mezzi pubblici d'emergenza e auto articolati, il grosso del traffico verrà deviato sulla direttrice via Caduti sul Lavoro via Svevo. Il cantiere presenta uno scavo cosiddetto in trincea. La crepa in asse con la carreggiata è stata dovuta, stando ai primi riscontri, alla combinazione fra le vibrazioni causate dalle macchine operatrici del cantiere e la pioggia delle ultime giornate. I tecnici sono già al lavoro per la messa in sicurezza e ripristino della via. Vediamo un incidente, via Sai, cade dalla scala, elettricista in ospedale, un infortunio sul lavoro, ha perso l'equilibrio ed è caduto da una scala mentre stava lavorando. L'infortunato, un giovane elettricista di 27 anni, è finito in ospedale, fortunatamente con ferite non gravi. La prognosi è di 12 giorni. L'infortunio si è verificato giovedì pomeriggio in un appartamento di via Sai, nel rione di San Giovanni, dove la ditta per la quale l'uomo è impiegato stava operando per il ripristino dell'impianto elettrico dell'alloggio. È stata questione di istanti, il 27enne, secondo le ricostruzioni, è scivolato, ha perso l'equilibrio e è caduto dalla scala restando ferito. Il giovane è stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale di Cattinara. L'incidente, da quanto emerso, avrebbe coinvolto anche un collega del 27enne, risultato ferito ma solo leggermente. Non è stato dunque necessario il ricovero ospedaliero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i tecnici della prevenzione e sicurezza sul lavoro di Asugi, che stanno accertando la dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente. Stando ai primi accertamenti, il ferito indossava regolarmente il caschetto di sicurezza. È il secondo infortunio sul lavoro verificatosi in città nel giro di pochi giorni. Appena settimana scorsa un giovane operaio era rimasto ferito dopo essere stato colpito al volto da un palo di ferro, scivolato da un escavatore impiegato in un intervento del giardino pubblico detto Masini in via Giulia. L'uomo in questo caso aveva riportato un trauma cranico ed era stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Fortunatamente il trauma facciale non è risultato grave. Via Donota ridisegnata per evitare gli ingorghi e per migliorare la circolazione veicolare su via Donota. Alcuni posti auto cederanno il posto a stalli per motorini. Il cambiamento previsto è contenuto nell'ultimo avviso che disciplina la realizzazione di nuovi parcheggi per scooter. Spazi quindi che saranno ridisegnati. Constatato, si legge nel testo del Comune, che le caratteristiche geometriche del tratto di via Donota, compreso tra le scalinate di accesso alle vie Battaglie e via Gruzulis, non risultano più compatibili con la sosta di autoveicoli che hanno larghezze sempre maggiori e pertanto risulta più idonea l'istituzione di stalli per ciclomotori anche nel tratto attualmente escluso dai precedenti provvedimenti che riservano la sosta a ciclomotori e motocicli. Nuovi posti per motorini quindi saranno in tutto 7, consentiranno di rendere più agevole il passaggio di tutti i mezzi in un punto della strada stretto e in pendenza. Al momento infatti non è raro trovare auto bloccate sulla rampa in salita o in discesa, impossibilitate ad effettuare le manovre in modo agevole proprio per lo spazio angusto. Ricavati 50 stalli dedicati a scooter e moto dal centro alla periferia. Sono coinvolte le vie Slataper, Dalviano, Caccia, Chiadino, Besenghi, Franca e Largo Irneri, posti a pettine o lungo la strada per delimitare anche il traffico. Il Comune di Trieste predispone nuovi parcheggi per scooter con oltre 50 stalli sia nel centro cittadino che nelle zone più periferiche. Un aggiornamento delle aree a disposizione è stato pubblicato nei giorni scorsi sull'Albo Pretorio, un documento
documento dove nelle prime righe si ricorda che l'amministrazione comunale integra costantemente l'offerta di sosta dei ciclomotori a 2 ruote e dei motocicli nel centro urbano di Trieste, con l'obiettivo di soddisfare l'aumentata domanda di sosta di tale categoria di veicoli. Nel dettaglio 3 nuovi spazi sono previsti in via Slata per in corrispondenza del civico 18 con modalità a spina di pesce. Altri 7 saranno disegnati in via Donota sul tratto dei civici dispari, nel tratto di circa 15 metri compreso tra le 2 aree di sosta già riservate ai motocicli tra i civici 18 e 20. Su via Dalviano 2 le aree interessate dalle modifiche con 8 stalli sul lato dei civici pari nel tratto di circa 10 metri subito prima dell'attraversamento ciclopedonale all'intersezione con via Lorenzetti con modalità di sosta a pettine e 4 posti sul lato dei civici dispari vicino al passo carraio esistente in prossimità dell'attraversamento pedonale all'altezza del civico 84. Di questi due stalli saranno a pettine e 2 in linea. Altri parcheggi ancora sono previsti in via Caccia tra i civici 7 e 15 e in via della Guardia fino al civico 2. Saranno una ventina quelli realizzati poi in largo Irneri, lato Piscina Bianchi, un nuovo anche in via Chiadino che si aggiungerà a quelli già esistenti. In via Besenghi vicino al civico 14 8 saranno ricreati a pettine, mentre in via Franca 2 in linea a lato, vediamo, dei civici dispari all'inizio della strada e 3 lato pari. Il Comune precisa che i nuovi punti di parcheggio verranno realizzati su tutti gli spazi stradali disponibili, quindi aree non interessate da altri provvedimenti, fermate, bus, passi carrabili, cassonetti, raccolta rifiuti. Si specifica che l'ufficio tecnico del traffico ha effettuato le verifiche sulle varie richieste accertando che sussistono i presupposti di intervento e individuando l'esatta posizione ed estensione delle nuove aree di parcheggio per motociclomotori in modo da non pregiudicare la fluidità della circolazione veicolare nonché alterare l'assetto generale della sosta. Sempre sul fronte dei possessori di scooter e moto continuano invece le segnalazioni per Piazza Duca degli Abruzzi, dove la sosta non è disciplinata nello spartitraffico tra la carreggiata e la bretella che arriva dal Porto Vecchio, dove ogni giorno i mezzi ammassati sono talmente tanti che c'è anche chi resta bloccato e non riesce a uscire. Sono numerosi anche i motorini che ogni giorno si parcheggiano sulla vicina pista ciclabile. Nel testo online, dove sono riportati nuovi stalli per cicli, è inserita tra i provvedimenti che riguardano sosta e viabilità anche un'altra novità: l'istituzione di un attraversamento pedonale zebrato in via del Bosco subito dopo l'intersezione con via della Guardia. E ancora l'istituzione di un posto macchina in via Franca, riservato ai veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione impedito ridotta, in possesso del contrassegno all'altezza del civico 5. Nuovo bando per la linea Trieste-Grado, rescisso il contratto con Vidali Group, l'appalto da 5 milioni di APT punta ad una barca da 250 passeggeri e 50 biciclette. La linea marittima Trieste-Grado torna al passato, scommettendo su grandi imbarcazioni e più servizi. Lo prevede il bando di gara emesso per individuare la motonave che possa assicurare il collegamento per le prossime estati. L'APT di Gorizia ha avviato infatti la ricerca di un operatore disposto a effettuare il servizio per 2 annate 2025-2026 con eventuale ulteriore proroga per altri 3 anni. Una decisione è quella di puntare su un nuovo armatore da cui emerge con chiarezza lo scioglimento del contratto precedente stipulato con la Vidali Group, contratto che le affidava per 9 anni la gestione del servizio con la motonave Audace. La stessa, come si ricorderà, semi-affondata lo scorso anno, fortunatamente tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio si erano salvati. Quell'episodio aveva fatto scattare un massiccio apparato di emergenza con l'impegno in primo piano della direzione marittima regionale, gli uomini della Capitaneria di Porto, compreso Circomare Grado. Dall'anno scorso la motonave Audace è ancora sotto sequestro in un cantiere nautico di San Giorgio di Nogaro. Ma torniamo a quanto previsto dal nuovo bando pubblico emesso dall'APT di Gorizia, in particolare per l'anno 2025. Il servizio sarà effettuato per 131 giorni, cioè dal 1 maggio al 28 settembre. Sono previsti 2 viaggi giornalieri nel periodo di bassa stagione
stagione, mentre dal 10 giugno a fine agosto le corse dovranno salire a 3. L'importo complessivo dell'appalto per una durata di 2 anni più 3 di servizio ammonta a 5.148.000 euro, 1.324.520 euro per la prima tranche, poco meno di 2 milioni per la seconda, per un valore complessivo a ribasso di 3.311.300 euro. A questa cifra poi vengono aggiunti 850.000 euro per il costo della manodopera, 128.000 euro per gli oneri di sicurezza, il quinto obbligo e oneri vari. Come caratteristiche tecniche il bando prevede l'utilizzo di un'imbarcazione completa di equipaggio, almeno un comandante, un direttore di macchina livello 2 o un accompagnatore turistico che possa navigare in mare aperto e con un pescaggio che consenta di approdare al molo torpedinieri di grado. L'imbarcazione deve avere meno di 15 anni con propulsione minima di almeno 20 nodi. Nel precedente contratto si faceva riferimento a 15 nodi, tanto che la tratta aveva una durata di 1 ora e 15 minuti. Ora si tornerà a 1 ora come lo era in passato. Deve inoltre poter ospitare almeno 250 passeggeri composti a sedere e 50 biciclette, previste nel bando paratie antiacqua e antionde per la zona ricovero e allestimento postazione ricarica per biciclette elettriche. Il bando di gara precisa infine, in presenza di qualsiasi evento che determini un fermo macchina della durata superiore a 24 ore, qualunque sia la natura dello stesso, entro il giorno successivo dovrà essere ormeggiata presso il porto di partenza un'imbarcazione sostitutiva di caratteristiche quantomeno pari a quella prevista dal contratto originario per la pronta e tempestiva ripresa del servizio, fatto salvo il perfezionamento di eventuali attività amministrative per la messa effettiva in servizio presso la rotta, che andranno comunque immediatamente poste in essere dall'aggiudicatario. Ciò anche nel caso di manutenzione ordinaria e o straordinaria programmata, oppure per avaria tecnica o altre cause di fermo tecnico, accortezze insomma per evitare interruzioni del servizio. Il collegamento marittimo Trieste-Grado è molto richiesto sia dai triestini sia dai turisti, molti dei quali arrivano in città via mare direttamente dall'isola durante l'estate. E noi ci fermiamo per la pubblicità e poi finalmente spazio agli ospiti con le vostre mail e le vostre telefonate. A fra poco. Ben ritrovati in diretta al nostro appuntamento con Sveglia Trieste, con le mail vostre e le telefonate per Claudio Giacomelli, Fratelli d'Italia, consigliere regionale, che ringrazio e saluto. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ci sono già diverse mail che a questo punto cercherò di racchiudere in un'unica, perché parlano dello stesso tema, ovvero quello della sicurezza, l'ordinanza prefettizia che abbiamo imparato a conoscere bene, con le istituite zone rosse, 3 a Trieste, alla quale si è affiancata l'ordinanza comunale sempre in merito alla sicurezza, ordinanza anti-vetro, anti-degrado, e quindi locali chiusi a mezzanotte, appunto quei locali che si trovano nelle zone rosse. Giacomelli, è partito il dispositivo, è ancora presto per fare un bilancio ovviamente, sono passati 2 giorni, però ieri il Partito Democratico, per inciso ha già risposto l'assessore De Gavardo sul tema, però volevo anche un suo commento. Il Partito Democratico ha detto è una misura che non serve a nulla, serve solo a esacerbare gli animi, a creare ghettizzazioni, non è strutturale, è un problema sociale che va risolto in altra maniera. Questo è un po' in sintesi il commento non solo del Partito Democratico ma anche delle associazioni, tra l'altro conferenza stampa aperta proprio da Gianfranco Schiavone, presidente di ECS. Cosa ne pensa di queste parole? Ma credo che siano parole importanti quelle del centro-sinistra, perché ancora una volta dicono come la pensano. Voglio fare una premessa sul tema sicurezza. Abbiamo, è sotto gli occhi di tutti, un gravissimo problema a Trieste. Anche perché ci sono i primi risultati di alcune azioni. Sappiamo che gli arrivi della rotta balcanica numericamente si sono dimezzati. Sappiamo che si sono centuplicati, perché siamo a oltre un centinaio di arresti sul confine di trafficanti di esseri umani, trafficanti di droga, trafficanti di armi. Questo grazie ai controlli sui confini contro i quali si era espresso il Partito Democratico. Il problema è che se numericamente le statistiche ci danno quindi un dato con un trend
positivo, con un dimezzamento degli arrivi. Il problema è che sulla strada questo non ci può bastare, perché sulla strada, nelle strade di Trieste, nei rioni di Trieste, non stiamo vedendo la corrispondenza di questi dati che sono veri, che esistono, sono i dati ufficiali, sono i dati delle prefetture, sono i dati delle polizie, non sono dati di Fratelli d'Italia. Quindi anche questa ultima misura è una misura, si sta procedendo con tutto quello che è possibile fare in Italia, con questa normativa, devo dire, e non mi riferisco ai giudici triestini, con questa magistratura, perché voglio ricordare che è stato il Tribunale di Roma, tra l'altro la stessa sezione che si espresse sul centro in Albania, a emettere un provvedimento contro le riammissioni, cioè quando a tot distanza dal confine si prendono dei migranti, si riportano non in Pakistan, ma si restituiscono alla Slovenia, che all'epoca era il primo paese Schengen, oggi è la Croazia. Quindi è una lotta difficilissima, stiamo mettendo in campo telecamere, stiamo mettendo in campo un aumento degli agenti a Trieste e ancora tutto questo non basta. Ciò premesso, io devo registrare una serie di cose su quanto dice il Partito Democratico che era contrario ai controlli sul confine, Partito Democratico che regolarmente quando parliamo di telecamere minaccia il Grande Fratello, Partito Democratico che si presenta in una conferenza stampa non da solo, si presenta in una conferenza stampa con Adesso Trieste e si presenta soprattutto in una conferenza stampa con Schiavone, che è il protagonista dell'accoglienza a Trieste. Un sistema, voglio ricordare che la sicurezza e l'immigrazione sono al 95% delle tematiche di competenza nazionale, non comunale, non è che si risolve con il sindaco che manda i vigili urbani, per quanto stiamo mettendo in campo anche quello, le stiamo provando assolutamente tutte. Si presenta con Adesso Trieste, che è un partito, perché i triestini devono sapere chi si candida, chi si candiderà a governare la città un giorno in alternativa a questo centrodestra. Adesso Trieste che ha proposto corridoi umanitari per far entrare più migranti a Trieste. Parliamo di Schiavone che propone continuamente l'aumento dei posti di accoglienza. Cioè noi in questo momento stiamo lottando contro un'immigrazione incontrollata ed è un'immigrazione tendenzialmente illegale. Illegale perché Trieste non è la frontiera Schengen, l'Italia è il terzo paese Schengen. Quindi la rotta balcanica attraversa il primo paese Schengen, la Croazia, attraversa il secondo paese Schengen, la Slovenia, e poi arrivano qui. Quindi per il Trattato di Dublino, che è lo stesso trattato che viene sbattuto in faccia all'Italia regolarmente per i migranti della rotta mediterranea, quando dicono dimezzati anche quelli, tra l'altro, nonostante tutta una serie di anche sentenze che mettono molto i bastoni tra le ruote, e non parlo solo del Tribunale di Trieste, a questo governo, ecco, è un'immigrazione illegale. Quindi sappiano i triestini che se noi non siamo soddisfatti dei miglioramenti che abbiamo finora avuto sui numeri, perché non li vediamo sulla strada, e quindi vogliamo fare ancora tutto quello che è legalmente possibile in questo paese per sbloccare questa situazione, sappiano che dall'altra parte c'è chi dice no alle telecamere, no ai controlli sui confini, no alle zone rosse, non militarizzare la città, che dice che ci devono essere corridoi umanitari per un'entrata gratuita, automatica di quanti arrivano, che dice che sono da aumentare i posti d'accoglienza. Ecco, questo è il centro-sinistra che si candida a governare questa città. Dio non voglia che ci riescano. Tra l'altro, qui registro con una lettera firmata anche da Rifondazione Comunista. Quindi ecco, io vorrei far capire qual è questo centro-sinistra, che tra l'altro parla di ricette piuttosto vaghe, e sarebbe un attimo da capire che cosa intendono. Perché dicono no, non è con gli agenti di polizia, ma è con un approccio integrato di natura sociale, c'è una bella dichiarazione del leader di Adesso Trieste, in cui dobbiamo andare a indagare quali sono le cause sociali e economiche di questa situazione. Ma quali sono le cause sociali e economiche di questa situazione? Abbiamo persone che vengono da altri paesi,
con una società completamente diversa dalla nostra, che vengono qui, senza un lavoro, senza una prospettiva, senza soldi, con tutta un'altra cultura. Ecco quali sono le cause. Ma vorrei per una volta tanto che il centro-sinistra ci dicesse due cose. Uno, quali sono questi approcci integrati, cioè nella pratica che cosa fareste? Le zone rosse e la polizia non vanno bene, che cosa farebbero? Due, e io sono 3 anni che lo chiedo, qual è il numero, secondo loro, di migranti che debbono poter entrare e restare a Trieste? Esiste una percentuale individuata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani che dice una percentuale per 1000 rispetto agli abitanti entro la quale si può convivere e integrare. Bene, noi siamo al triplo in questo momento, perché siamo andati oltre i 2000. Con governi precedenti ci stavamo avviando verso soglie ben peggiori, questo sia chiaro e ancora non ci basta, però a Trieste, in base a questo calcolo ANCI, se ne dovrebbero essere circa 600. Bene, io vorrei sapere dal Partito Democratico, da adesso Trieste, da Schiavone, quanti sono, secondo loro, le persone che si possono accogliere in questa città. Ce lo dicano. 3.000? 5.000? 10.000? Infinito quanti arrivano? E se ci dicono, e se mai avranno il coraggio di dirci quanti secondo loro dovrebbero essere a Trieste per una convivenza pacifica, dicano 5.000, ne vogliono 5.000, lo dicano. Spieghino una volta tanto dove metterebbero i nuovi centri d'accoglienza, perché questo chiedono. C'è stato un emendamento del centro-sinistra nella finanziaria regionale a dicembre in cui chiedevano di inserire soldi per 1 o più nuovi centri d'accoglienza. Al di là di via Flavio Gioia, che quello l'avevano specificato, mi piacerebbe che un giorno pubblicamente dicessero dove vogliono fare gli altri. Credo che i cittadini di San Giacomo, San Giovanni, Borgo San Sergio, Altura, abbiano diritto, Barcola, abbiano diritto di sapere dove si collocherebbero questi nuovi centri di accoglienza. Vorrei sapere da loro quanti dovremmo accogliere. Vorrei sapere da loro, abbiamo detto 5.000, ne volete 5.000? 5.000. Quando ne arrivano altri 10, voi che cosa fareste? E l'approccio integrato, sociale, ma che cosa diavolo vuol dire? Ponessero un'azione concreta invece di dire sempre di no alle azioni che si stanno mettendo in campo. Ecco, io credo che ci sia una questione di chiarezza, ma credo che ci sia anche un momento in cui i triestini sono arrabbiati. Io per primo, che ho dei figli, che ho una figlia, che mi rendo conto di che cosa significa un cambio di stile di vita. Perché al di là dei fatti di cronaca c'è un cambio dello stile di vita dei triestini, di qualità della vita dei triestini. Questo è inaccettabile. È inaccettabile pensare a ragazze che non possono camminare tranquille in determinati quartieri dopo le 6 di sera e qualche volta anche prima. Ecco, questo è assolutamente inaccettabile. Vorremmo capire quali sono queste misure e vorrei veramente che si comprendesse qual è questo centro-sinistra triestino che si candida un giorno a governare la città, con delle idee che secondo me sono assolutamente drammatiche. Dalle mail, dalla paura a subire ovviamente furti e rapine, ieri 2 le abbiamo mostrato, un'anziana a cui hanno strappato 2 collanine in pieno giorno in via Pascoli e poi invece la rapina a mano armata poi si scoprirà essere una pistola a giocattolo nella vicina San Giacomo qua e quindi insomma nella sala slot Atlantic City, alcuni quindi preoccupati da questi gravi fatti, altri invece e quindi il plauso agli organi di polizia che fanno più controlli, dall'altro lato invece c'è chi è preoccupato anche per il lavoro dei commercianti stessi che stanno nelle zone rosse, vorrebbero appunto lavorare in tranquillità. Cercheremo di commentare un po' tutto, sentiamo anche la telefonata. Pronto? Mi sente? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno. Buona giornata, gentile dottor Gianluca e al caro amico consigliere Giacomelli, figlio del grande Sergio, che ricordo sempre con tanto affetto. Sono Claudio Visentini. Claudio, buongiorno. Prego. Buongiorno carissimi tutti e due. Dunque, caro Claudio, era il 2018 che lei ha fatto un'interrogazione sui disservizi NUE 112. Nel 2019 il sindacalista sanitario Fabio Potocnik della FIERS raccoglie ben 7.500 o 9.500, non ricordo giusto, firme e ripropongono di introdurre il sistema a 3, trifonia, per chiedere il soccorso.
Poi il vice direttore Ferdinando Avarino, intervistato a Ring il presidente Massimiliano Fedriga, si era detto d'accordo per 2 centrali, una a Trieste e una nell'Isontino. Nel 2023 nel telegiornale di Tele4 Laura Buccarella intervistava lei e che diceva: nonostante il nuovo piano regionale d'emergenza preveda il mantenimento della centrale unica del 118 a Palmanova, Fratelli d'Italia sta portando avanti la sua battaglia, supportata anche da alcuni sindacati della sanità, e da una raccolta firme per la doppia struttura, una per il Friuli e Pordenone e l'altra l'area giuliana. 3 giorni fa sul Piccolo c'era l'articolo che Conopa e FIAS, nuovo sistema per il 112, servono tempi rapidi. Ora, caro Giacomelli, consigliere, siamo nel 2025, bisogna agire, i tempi sono maturi. Grazie per la sua risposta e un caro saluto alla mia ex collega che lei conosce, signora Daniela. Arrivederci. Grazie Claudio, buongiorno. Prego, consigliere. Vabbè, intanto grazie del ricordo del mio babbo. Mi fa sempre piacere quando si ricorda mio padre, di cui sono naturalmente straordinariamente orgoglioso della sua vita politica e non. Per ciò che riguarda la centrale unica a Palmanova, in questo momento, come vedete, questo tipo la posizione di 2 centrali, di cui una a Trieste, non è una posizione che stiamo riuscendo a portare a far vincere in un consiglio regionale in cui ci vorrebbero più di 20 voti per farla passare. Naturalmente questo però non significa che siamo fermi, assolutamente. Che cosa abbiamo portato a casa fino a questo momento? Come sapete c'è un problema a Palmanova di personale, perché nessuno voleva andare a lavorare a rotazione a Palmanova. Quello che abbiamo ottenuto, anche in accordo con i sindacati che citava prima il dottor Visintin, sono le seguenti cose. Prima cosa, i trasferimenti a Palmanova temporanei per un periodo dell'anno non sono obbligatori, ma sono volontari dietro incentivo economico. Per Trieste abbiamo messo tra l'altro per la progettazione e per l'acquisto i primi fondi, li abbiamo messi proprio come gruppo di Fratelli d'Italia con un emendamento, una sede per il 118 a Trieste. Quindi una sede, invece che essere sparsi per la città, una sede unica, molto più funzionale, molto migliore per gli operatori, quindi la sede fisica del 118, che non significa la centrale di emergenza, significa la sede per Trieste, che quindi sarà fatta, ci sono già i soldi nel bilancio della SUGI. La terza cosa, nel frattempo siamo riusciti a portare a Trieste, c'è stato un lungo dibattito regionale, la sede del 116-117, cioè i codici non urgenti, e la centrale di backup del 118. Quindi questo, al di là dei proclami, sono le cose che siamo riusciti a portare a casa. Queste 4 cose le abbiamo portate a casa e queste sono le cose che intanto sicuramente si faranno. Nel frattempo vediamo come evolve il resto del quadro. Giorgio Marchesic, il portavoce della Federazione Territorio Libero di Trieste, ci saluta e ci scrive: potresti gentilmente chiedere all'ospite che fine ha fatto la sua mozione numero 200, votata all'unanimità dal Consiglio regionale, sui punti franchi come previsto dall'allegato 8 del Trattato di Pace di Parigi del 47, tuttora vigente e garantito dalle stesse leggi italiane. Un saluto, Giorgio Marchesic. A seguito, allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della mozione che abbiamo fatto sull'extradoganalità, non extraterritorialità, giusto per chiarire, visto che Marchesic sta sempre lì a parlare di territorio libero, il regime extradoganale dei punti franchi del porto di Trieste. Qual è stato il percorso? Anche lì un pezzo alla volta. L'extradoganalità dei punti franchi era un discorso che ormai conoscevano solo gli operatori portuali, che era scomparso dal radar della politica. Abbiamo iniziato con un'audizione in commissione regionale e per la prima volta nella storia di questa regione abbiamo messo davanti a un tavolo pubblico con tutti i consiglieri, giornalisti e tutto il resto l'allora presidente del porto D'Agostino con i rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane. In quel momento il presidente D'Agostino ha indicato proprio
un problema che lui identificò allora nell'ufficio legislativo del MEF del precedente governo, che tendeva a negare questo regime. Voglio far presente che all'epoca si era appena chiusa una delle due, però esistevano due zone con punti franchi extradoganali, nessuna delle due, una delle due adesso non esiste più, che erano Livigno, Campione d'Italia, quindi con una comunicazione del governo italiano all'Europa. Fatto questo, abbiamo fatto una mozione che è stata votata all'unanimità. Questa mozione è stata importante fondamentalmente tanto ha avuto due caratteristiche molto particolari. È stata votata all'unanimità, quindi da tutti. A partire da Fratelli d'Italia fino al Partito Democratico tutti l'hanno accettata, ma soprattutto siamo riusciti a mettere assieme anche goriziani, friulani e pordenonesi, perché c'è stato un lungo periodo in cui parti della regione vedevano con grande sospetto l'extradoganalità dei punti franchi del porto di Trieste, perché avevano paura che avrebbe fatfatto trasferire il manufatturiero che c'è nel Friuli e nel Pordenonese a Trieste. Non era questo il punto. Noi abbiamo fatto capire che il porto di Trieste è un porto importante per tutta la regione, è il porto della regione, è un porto molto importante per l'Italia. Che cosa significa extradoganalità? È una serie di procedure fiscali che consentono di fare con vantaggi fiscali manifattura all'interno delle aree portuali. Questo è molto importante perché è vero che il nostro è un porto che funziona, è un porto ricco, è anche vero che la ricchezza del porto ha poi una serie di beneficiari limitati. Portare manufatturiero significa portare più economia e soprattutto più posti di lavoro. Teniamo presente che altrimenti i porti, tutti i porti del mondo, stanno andando sempre di più verso l'automazione e questo tra 10 anni potrebbe essere un problema. Questa è stata la partenza, la mozione. Abbiamo trovato delle persone, dei partiti che ci hanno dato oggettivamente una mano. Penso al Partito Democratico con la senatrice Rojc, penso al Movimento 5 Stelle con Stefano Patuanelli, quindi non abbiamo problemi quando si tratta di una battaglia giusta, una battaglia che abbiamo portato ad avere questo tipo di aiuto. La mozione andò una prima volta nel Senato sotto il precedente governo, la Commissione del Senato fece una risoluzione che però l'Europa ci rimandò indietro dell'allora commissario Gentiloni. Veniamo all'oggi. La questione dei punti franchi, per la prima volta, dell'extraordinarietà dei punti franchi, per la prima volta nella sua storia ha avuto un riconoscimento a livello non parlamentare ma governativo. È la prima volta che accade. Questo è accaduto grazie alla nostra onorevole Nicole Matteoni, che ha portato un ordine del giorno in finanziaria, e parliamo... Insomma, Nicole, giovane donna, alla prima esperienza parlamentare lo portò circa 2 o 3 mesi dopo essere stata eletta la prima finanziaria e passò quest'ordine del giorno. Applicazione pratica. Intanto fu il primo riconoscimento ufficiale di un governo italiano e questo accadde sotto la Premier Giorgia Meloni. Abbiamo un sottosegretario al lavoro che lo ha riconosciuto. Prima applicazione pratica l'abbiamo visto sulla crisi Varsila, per ciò che riguarda l'azienda subentrante. L'azienda subentrante ha chiesto, questo per far vedere quanto può essere attrattiva da questo vantaggio fiscale per Trieste, ha messo tra le condizioni per subentrare proprio il riconoscimento dell'extradoganalità di quella zona franca in cui andava a subentrare rispetto a Varsila. Quel sottosegretario Fausto Bergamotto, affiancato ovviamente da Nicole Matteoni e con un grande aiuto anche del Walter Rizzetto, che è il nostro segretario regionale, presidente della Commissione Lavoro, sempre di Fratelli d'Italia, questo è stato ottenuto. Voglio ricordare che sempre dopo la mozione, dopo che è andato, tra l'altro proprio su iniziativa di Fratelli d'Italia, il riconoscimento dell'extraordinarietà è stato messo all'interno del programma di mandato del Presidente Federica, e voglio ricordare che un'altra applicazione pratica, sempre da quell'iniziativa che partì, è stata proprio su BAT. BAT è un'industria pulita, un'industria che assume, un'industria che è riuscita a farci assorbire senza eccessivi contraccolpi la chiusura della ferriera e si avvale già oggi dell'extradoganalità dei punti franchi. Ora voglio solo chiarire una cosa: Fratelli d'Italia ci siamo mossi e i risultati pratici, perché
quando si ha responsabilità di governo è meglio portare risultati pratici, quindi abbiamo già parlato di 2 aziende che ne beneficiano, non è che improvvisamente siamo stati folgorati sulla via di Damasco e ci è venuto in mente. Tutto questo è per un'interlocuzione con il territorio. Ricordo ancora come tutto partì, eravamo con l'attuale presidente Finest, Alessandro Minon, c'ero io, un tavolo di bar, 3 caffè, il terzo caffè era per la loro presidente degli agenti marittimi. Abbiamo iniziato a parlare perché Fratelli d'Italia non può misurarsi solo sicurezza e immigrazione, volevamo misurarci con l'economia. Abbiamo parlato con lui davanti a un caffè, ci ha raccontato la storia dell'extradoganalità dei punti franchi sia da un punto di vista storico che da un punto di vista giuridico. Quasi non ci credevo che fosse una cosa dimenticata e quasi lui non ci credeva che Fratelli d'Italia, che allora era un piccolo partito, sarebbe riuscito a portarlo all'ordine del giorno. L'abbiamo portato all'ordine del giorno del Consiglio regionale, della Camera, del Senato, infine del Governo, e ovviamente non ci fermiamo ancora perché è chiaro che ci sono delle forze economiche che ci sono contrarie, abbiamo ottenuto degli importantissimi riconoscimenti, abbiamo ottenuto degli importantissimi risultati pratici, quindi abbiamo detto BAT e chi subentrerà a Varsila, quindi con posti di lavoro, quindi dei risultati veramente pratici, però non dimentichiamoci che è una battaglia lunga e difficile ancora. Voglio ricordare che fu proprio l'allora ministro Stefano Patuanelli, che era al MEF, che disse il mio mandato, l'efficacia del mio mandato sarà misurata rispetto a quanto riuscirò a fare per questo. Non ci riuscì, bisogna dire che dopo passò al Ministero dell'Agricoltura, però ripeto, questa è una battaglia che ha visto, salvo qualche volta qualche voglia di protagonismo da parte del Partito Democratico o di primogenitura o di forzature che non servono, ha visto tutte le forze politiche di Trieste compatte e devo dire per la prima volta il supporto anche delle altre aree della regione. Quindi battaglia ancora lunga, però l'abbiamo visto, insomma, arrivare in presa, abbiamo visto posti di lavoro, il primo riconoscimento del governo, adesso dobbiamo andare avanti. Sentiamo la telefonata, pronto? Buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno, prego. Pronto, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio, spero di avere 2 minuti per poter parlare. Allora, innanzitutto ieri c'era il dottor Bosatti e l'assessore Roberti, sono contento che abbia creato ilarità all'allegato 8, perché così almeno ci si può un po' più divertire, sono di buon temponi. E anche l'articolo 54 della Costituzione che richiama l'onore e la disciplina. Quindi mi piace, sono contento che si sono divertiti, dai. Sta sprecando i suoi 2 minuti però. Un'altra cosa, vada al punto perché sta passando il tempo. Come TikTok. gli altri allegati, non c'è da chiedere niente a nessuno. Non c'è da chiedere, sono già in essere e il governo è solamente subamministratore civile provvisorio che dovrebbe applicare quello che sta nel trattato di pace. Non occorre chiedere al governo o all'Europa di applicare qualcosa che già c'è, ma non viene tutto quanto viene tarpato da destra a sinistra, da tutti i partiti che governano e che hanno governato Trieste. Tutto qua. Non c'è da chiedere, c'è da chiedere solamente di applicare quanto è già stato fatto, è legge della Repubblica Italiana. Non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo applicare, basta, chiuso, ma tutti gli allegati, non quello che serve. Non si può tirar fuori da un trattato di pace quello che serve. Ma dove stiamo scrivendo dei fumetti, Topolino? Ma dai, e dopo lei parla che i cittadini di Trieste dovrebbero capire cosa fa un partito o l'altro partito. Ma siete uguali in questa situazione, siete uguali. State tarpando l'economia di Trieste. Va bene. Siete colpevoli Grazie di Fulvio, tutti grazie, buongiorno. Beh, allora Giacomelli, dai, risponda subito, così Sì, poi andiamo in allora pubblicità. vabbè, insomma, abbiamo capito la solita questione del TLT. Allora, partiamo da una base, io spero che sia l'ultima volta. Partiamo dalla base. Il trattato di pace o tutto o niente. Bene, questo è un errore giuridico gravissimo e palese.
perché se no vorrei chiedere al telespettatore, ma anche a Marchesis, se il trattato di pace o tutto o niente, che non ha alcun fondamento questa tesi nel diritto internazionale, immagino che il telespettatore pensi che le Germanie sono ancora due, c'è la Germania Ovest e la Germania Est, perché non si può modificare questo senza modificare tutto il resto del trattato di pace. Immagino che pensi che ci sia ancora la Cecoslovacchia, immagino che pensi che il Giappone abbia il divieto di avere basi militari. Ecco, quindi per dire no, il trattato di pace invece si modifica come tutti i trattati della storia dell'uomo, si modifica anche un pezzo. Oggi è in vigore ancora quella parte dell'allegato ottavo, credo una delle ultimissime cose rimaste in vigore, che parla dell'extradoganalità dei punti franchi. Dopodiché non ci vogliono credere, pensano che la Germania siano ancora due, che Trieste è sotto il governo militare alleato, pensano che ci sia ancora la Cecoslovacchia, pensano che la Germania non possa riarmarsi, continuino pure a pensare tutte queste cose. Mentre loro continuano a pensare tutte queste cose, noi abbiamo parlato di un'azione concreta di Fratelli d'Italia sull'extradoganalità dei punti franchi che ha portato due grandissime aziende a insediarsi a Trieste. Bene, loro continuino pure, noi continuiamo a fare questo. Dopodiché invito chiunque, da Marchesis in giù, telespettatori, chiunque, a fare la benedetta causa internazionale di cui parlano più o meno da 13 anni, quando ci hanno provato con giudici italiani, è andata malissimo. Hanno impugnato addirittura una volta le elezioni comunali davanti al TAR, è andata malissimo. Il TAR ha spiegato benissimo da un punto di vista storico che cosa è successo. Quindi, invece di continuare a telefonare a Sveglia Trieste, siamo in un paese libero, assolutamente lo facciano, consiglio di dar seguito alla causa internazionale che hanno promesso di fare, perché sono 13 anni, fate la causa internazionale così si mettono tutti gli animi in pace. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e torniamo per i prossimi 25 minuti assieme al consigliere Giacomelli, fra poco. La prima sera è stato fatto un giro preventivo, insomma, per avvisare quelli che alle 23:30 erano ancora aperti, cosa naturalmente corretta, ma ricordargli che a mezzanotte non dovevano essere aperti al pubblico. Pattuglie della Polizia Locale in prima linea la sera tardi per il giro dei locali nelle 3 zone rosse di Trieste, controlli mirati per verificare che nessun esercente tenga aperto il bar dopo la mezzanotte. Dalla stazione dei treni a Piazza Perugino è vasta l'area del monitoraggio, seguito da tutte le forze di polizia. Per quanto concerne il corpo municipale, il comandante Milocchi spiega come avviene il controllo e come la Polizia Locale procede a seguito delle violazioni. Una pattuglia fissa nella zona di barriera, ma tutti quelli che intervengono sul territorio, qualora ci sia una persona molesta, aggressiva o che compia reati, deve poi verificare se ha determinati precedenti, ovviamente in materia di porto d'armi, lesioni e quant'altro, perché in quel caso va fatto l'ordine di allontanamento immediato e che vale fino al 31 marzo. Per quanto riguarda l'antivetro cosiddetto, se vedi uomini un po' altici e controlli se stanno portando alcol eccetera. Durante la conferenza stampa in municipio sono stati anche illustrati i dati dell'attività della Polizia Locale durante il 2024. Per quanto riguarda le indagini penali, durante 8 operazioni sono stati arrestati 11 presunti responsabili di spaccio. Tra i sequestri più rilevanti quello di 2 kg di hashish, denunciate poi 17 persone per occupazione di alloggi popolari, spesso anche con allacciamenti abusivi, arrestati 8 passeur con il blocco di una cinquantina di cittadini extracomunitari e il sequestro di 6 veicoli per il loro trasporto. Nel complesso il nucleo di polizia giudiziaria ha compiuto 32 arresti, 380 sono state le denunce in stato di libertà, 7 le misure cautelari. Un particolare dato che emerge per l'aumento dei casi, ben 92 l'anno scorso, quello sui trattamenti sanitari obbligatori. Ci hanno colpito perché stiamo parlando quindi di un trattamento sanitario ogni 4 giorni, che è ovviamente un dato molto molto elevato.
Il nucleo della Polizia Amministrativa ha effettuato più di 3.800 controlli ambientali, registrando quasi 700 violazioni, 200 notizie di reato, 85 indagati. Sul fronte della sicurezza dell'edilizia sono stati 320 i controlli, 70 le sanzioni, 130 le notizie di reato. Infine 724 sono state le violazioni nell'ambito della sicurezza urbana, 406 provvedimenti di DASPO e allontanamenti, 3.600 gli stranieri identificati. Abbiamo un po' tratteggiato insomma i provvedimenti della Polizia Locale del 2024, parlando anche delle zone rosse, argomento con il quale con Claudio Giacomelli eravamo partiti nel commentare anche appunto i dati dopo la giornata di ieri. Ma c'è una telefonata, pronto? Buongiorno Paladino, buongiorno a lei e a Claudio Giacomelli. Buongiorno. Nivea. Allora, io volevo dire una cosa, non c'è solo la rotta balcanica che è stata diminuita, che è diminuita adesso ultimamente, ci sono anche delle persone di seconda generazione che ne combinano di tutti i colori. Adesso, visto l'escalation degli atti criminali, perché per assalire una persona anziana con il bastone, che deambula col bastone in quella maniera, io mi chiedo dove vogliamo arrivare. Intanto solidarietà alle forze dell'ordine e poi in merito alla conferenza stampa di ieri che è fatta dalla sinistra, se quel manigoldo dovrebbe essere identificato, la soluzione sarebbe un educatore di strada e lo psicologo per metterlo sulla retta strada. Io questo non riesco a capire, altro che zone rosse. Stavo meglio durante il lockdown, Giacomelli, io non mi muovevo, ma non si muovevano neanche gli altri. Grazie. È chiaramente anche il frutto dell'esasperazione, no? Di vedere episodi di cronaca così gravi. La signora ha citato quello gravissimo di un'anziana scippata con violenza in pieno giorno da un ragazzo. Possiamo magari rivedere parte del video del servizio di Bernardo Gulotta, immagini che hanno fatto il giro del web e di tutti i telegiornali. Ecco, sono azioni esecrabili, gravissime, che non devono ripetersi, non devono accadere. Pensiamo anche alle vittime, no, Giacomelli? Assolutamente. Io non voglio esprimermi, visto che non siamo in orario protetto, con le parole che avrei in mente verso quella persona. Verso la vittima, verso l'aggressore, perché direi delle cose decisamente non adatte ai bambini che possono guardare questa trasmissione. La telespettatrice ha perfettamente ragione, ha toccato una serie di temi. L'ultimo era la solidarietà alla forza dell'ordine, assolutamente. Noi siamo come Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni è assolutamente a favore di solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine che vengono attaccate non solo fisicamente, vengono attaccate anche politicamente. E questo è vergognoso. Lo scorso sabato in tutta Italia, come Fratelli d'Italia, abbiamo raccolto le firme anche a Trieste in largo Don Bonifacio, in solidarietà alle forze dell'ordine, ma anche a sostegno dei futuri provvedimenti del governo a favore delle forze dell'ordine, a protezione delle forze dell'ordine, che veramente altrimenti rischiano di non poter svolgere il loro lavoro. Voglio ricordare che anche oggi, a partire dalle 10, raccoglieremo queste firme nel comune di Muggia, nella piazza, assolutamente. Lo faremo, sarà un'occasione anche per incontrare, oltre al nostro vice sindaco Nicola Del Conte, ci sarà anche l'onorevole Nicolo Matteoni, quindi anche per dialogare con i cittadini, perché non ci dimentichiamo da dove veniamo, non ci dimentichiamo quando avevamo il 2 e il 3%, nessuno credeva in Giorgia Meloni. E quindi non ci dimentichiamo di questo e restiamo assolutamente in strada. È stato toccato anche la questione del criminali di seconda generazione, stranieri di seconda generazione. Assolutamente, di due tipi. Abbiamo avuto delle criminalità che ha visto per protagonisti molti stranieri di origine kosovara. Voglio ricordare anche un nostro consigliere circoscrizionale che nel rione di San Giovanni è stato picchiato da Come no, mi ricordo quell'episodio. Quattro di loro, e voglio ringraziare le forze dell'ordine che stanno procedendo all'identificazione, perché le forze dell'ordine a Trieste poi se ne parla molto meno dei reati, ma riescono spessissimo a prendere queste persone.
e quindi assolutamente ringraziarle. Poi c'è un problema di criminalità minorile. In Italia c'è un sistema penale minorile che è assolutamente impreparato a questa tipologia di fenomeni. Io quando ero più giovane facevo anche l'avvocato d'ufficio, facevo anche tribunale dei minori. Devo dire che nel sistema italiano, perché un minore venga realmente perseguito, deve aver fatto qualcosa di veramente terribile, cioè parliamo di aver sparato al capo dello Stato o poco via. È un sistema che non può funzionare da questo punto di vista. Era pensato in modo che un minore che commettesse una sciocchezza non finisse in un centro correttivo, perché finiva per rovinarsi a seguito di quella sciocchezza. C'erano i genitori che pagavano gli avvocati, genitori molto arrabbiati. C'era un problema sociale perché l'ambiente sociale dei minori non vedeva di buon occhio uno che si faceva processare, ecco, è tutto cambiato. Spesso questi minori non hanno i genitori, non pagano l'avvocato, ci sono ambienti in cui avere un processo penale è una medaglia al valore, quindi assolutamente preparati. Ma abbiamo parlato delle vittime assolutamente. Una delle azioni che farà Fratelli d'Italia quest'anno in sede di accreditamento delle strutture per minori, chiederemo che sia indispensabile ad esempio un'assicurazione verso terzi per i danni, cioè qualcuno deve iniziare a pagare economicamente per questo. Questa ed altre saranno le azioni che faremo sulle strutture che ci sono in regione per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Voglio ricordare che a Trieste circa il 40%, perché l'accoglienza minori stranieri non è di competenza statale, ma la legge statale lo mette a carico del comune e del sindaco. Almeno il 40% di quelli che sono a Trieste non vengono ritrovati, cioè non sono stati rintracciati sul territorio di Trieste e non sono di competenza del comune di Trieste. C'è un 40% che vengono da comuni della Lombardia. Oggi legislativamente non si può fare niente, ma qualcosa noi faremo, questo lo annuncio. Abbiamo messo su un pool tecnico-legale di tutto rispetto per arrivare a qualche risultato, perché semplicemente qual è il sistema? Assolutamente in privato. Il conduttore Paladin e Giacomelli si mettono d'accordo, creano una cooperativa dell'accoglienza, aprono un centro per minori stranieri non accompagnati, fanno una convenzione con il comune di Milano e decidono, va bene, quando avete minori stranieri non accompagnati al comune di Milano mandateceli a Trieste. Dietro pagamento ovviamente, però è Trieste che ne risponde da un punto di vista economico-sociale. A Trieste da un punto di vista dei minori che cosa è accaduto? Quando è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina sono arrivati i minori stranieri ucraini e improvvisamente sono avvenute delle cose che non si erano mai viste in Italia e sono andati quasi tutti in Lombardia, e cioè ragazze, mentre qua arrivano solo maschi, bambini, mentre qua regolarmente hanno tutti 17 anni, e quindi abbiamo visto dei veri profughi di guerra. Il Comune di Milano ovviamente ha visto ampliarsi a dismisura il numero e tendenzialmente manda in altre città non le ragazze, i ragazzini, i bambini ucraini, ma tutti gli altri. Ecco, questo è un sistema a pagamento, perché è un sistema a pagamento, e per dire, penso che a Trieste siamo tra il 30 e il 40% che non sarebbero di competenza del Comune di Trieste. Ecco, su questo è uno degli obiettivi per il 2025 per il gruppo regionale di Fratelli d'Italia. Ovviamente ci deve essere una modifica legislativa. Una modifica legislativa che da un lato è nazionale, ma dall'altra può essere regionale in che misura? È la regione che stabilisce le regole di accreditamento. Quindi, insomma, nel corso dell'anno andremo lì. E poi è una battaglia storica di Fratelli d'Italia, vogliamo la pubblicazione dei bilanci delle cooperative di accoglienza. I loro bilanci devono essere pubblici, è una questione di trasparenza. Bene, allora c'è un'altra telefonata, sentiamo chi è dall'altra parte del telefono. Pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno. 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 Volevo chiedere una cosa al dottor Giacomelli. Prego. Io guardo spesso queste trasmissioni che danno così anche sulle occupazioni, no? Lei mi sembra che è avvocato, ma non è personale, ma io, se qualcuno mi occupa la casa,
E io vado, e dopo anni, perché vedendo queste trasmissioni vedo che vado avanti anni, se io vado là e li prendo a calci nel sedere, perché vado in disgrazia io e non loro? C'è una domanda che mi sono sempre fatto. Cioè, uno ti occupa la casa, tu non puoi andare a casa tua e cazzarli fuori a calci nel sedere, perché se no vai in disgrazia tu, anche se non ci sono minorenni. Cioè, questa è una cosa che mi ha sempre colpito. E voglio, non so se poteva darmi una spiegazione lei, perché è una cosa che mi ha sempre incuriosito. E voglio dire ancora una cosa, se mi permette, riguardo all'immigrazione, ai vari buonisti. Cioè, se mio padre, che adesso avrebbe 100 e passa anni, non si fosse fatto la guerra, e un anno di prigionia in Germania, e tanti altri ragazzi sono morti quella volta per la nostra libertà. Cioè, se tutti questi ragazzi scappano dalle guerre, ho capito, ma allora ci dovevano scappare anche i nostri genitori, adesso avevamo tutti qui con i baffetti. Cioè, non capisco da solo, scappano dalle guerre, non ho capito, ma che noi siamo, cioè, se mio padre non scappava dalle guerre, cioè, non capisco questo buonismo esagerato che tutti scappano dalla guerra, tutti sono quelli, tutti sono quelli, allora desertifichiamo il Medio Oriente, l'Africa, prendiamo tutti qua. Non so, buona giornata a tutti. Grazie a lei. Allora, la telefonata la sentivo un po' distante, però abbiamo capito bene. Il primo, il quesito su come trattare un'occupazione abusiva, no? Allora, di una casa e che cosa rischia il proprietario se cerca di liberare da sé l'appartamento, e poi appunto una riflessione sempre sul tema immigrazione. Beh, allora, da un punto di vista dell'occupazione, anche questo è un problema. Io voglio ricordare che tutti noi abbiamo una grande fiducia in Giorgia Meloni, figurarsi chi è in questo partito al 2012-2013, quando avevamo l'1,7%, però non possiamo neanche chiedere a Giorgia Meloni di risolvere con la bacchetta magica tutti i problemi italiani in 2 anni e mezzo, dopo 30 anni di incuria, di cui 10, voglio ricordare negli ultimi 10, 9 anni nel governo ci stava il Partito Democratico, no? Che sorprendentemente oggi ha la soluzione per tutti i problemi, che è veramente un peccato che, visto che hanno la soluzione a tutti i problemi, non abbiano utilizzato queste situazioni negli ultimi 10 anni. Un tanto premesso, il governo di Giorgia Meloni ha fatto una norma contro le occupazioni abusive, anche di terreni, con inasprimento durissimo delle pene per chi occupa, e guardate un po', il Partito Democratico era contrario, perché sono sempre contrari, c'è sempre una ricetta migliore, quindi le pene che rischia chi occupa sono molto più alte. Poi c'è un vero problema per il cittadino che si fa giustizia da sé. Questo nell'ordinamento italiano non è consentito, e non è possibile cambiarlo, nel senso che se il governo italiano provasse a cambiare queste norme si vedrebbe piombare addosso i giudici della Corte Costituzionale, che direbbero che la norma è incostituzionale. Per la legittima difesa, quando io sono dentro casa e uno entra in casa, io non posso che richiamarmi a quali sono attualmente gli indirizzi della giurisprudenza, e cioè la difesa deve essere proporzionale all'offesa potenziale, il che porta a qualche grosso problema. Mi spiego: se stanno attentando a un mio bene patrimoniale, la mia difesa deve arrivare fino a un certo punto, cioè non devo mettere a rischio la vita di chi mi entra in casa, il che costituisce un po' un problema, perché se mentre sono a casa qualcuno mi entra in casa, è un po' difficile capire in quel momento se sta attentando alla mia vita o sta attentando ai beni che ho in casa, con pensieri paradossali del tipo: non lo so, glielo dovrei chiedere forse, mi scusi, ma lei vuole solo prendermi i soldi o vuole farmi anche del male? Ecco, i cittadini sono veramente, veramente stanchi. Sulla difesa domiciliare devo dire che, ripeto, il governo ci sta lavorando, ha fatto una prima norma e continueremo a lavorare, però è veramente, veramente dura. È veramente dura perché siamo partiti con un'inflazione altissima, stava al 10, vedete dove sta ora, il buco di bilancio causato dal super bonus. Voglio ricordare che Giorgia Meloni fa la prima finanziaria in tempi da record, in un momento in cui erano salite alle stelle le bollette di gas e elettricità. Quindi veramente i problemi di questo paese sono tantissimi. Questo governo se la sta mettendo tutta, sta portando a casa anche dei risultati importanti, anche da un punto di vista economico. I dati sono chiarissimi, però la bacchetta magica non ce n'è nessuna. Un'altra telefonata, a questo punto credo l'ultima, per il consigliere Giacomelli, prima di chiudere. Buongiorno. Pronto?
Pronto, buongiorno, prego. Sì, buongiorno a voi. Allora io chiedo scusa se vado fuori zona come discorso, perché Trieste bisognerebbe parlare anche molto, però volevo chiedere al dottor Giacomelli un chiarimento così su una cosa che è successo ieri, su questo capo di polizia libico che è stato espulso o portato a casa. Allora, a me dà fastidio una cosa, guardi, vi dirò sinceramente, quando un politico importante anche quando parla, risponde a delle domande come se avesse davanti un popolo di imbecilli. Ecco, perché quando la giornalista, noi parliamo di questo energumeno, a quanto pare è ricercato, un assassino, un torturatore, cose da brividi. Allora, ancora un po' forse lo abbiamo accompagnato anche allo stadio di Torino. Quando lo prendiamo, lo portiamo a casa. Quando gli viene chiesto perché su un aereo di Stato, il dottor Tajani risponde semplicemente così: accompagnare uno con un aereo di Stato a casa oppure con 2 agenti su un aereo di linea è la stessa cosa. Ecco, io mi sono sentito un imbecille. Il dottor Tajani, sarei stato contento a essermi vicino a quel momento e gli avrei espresso la mia opinione. Grazie, il popolo va rispettato, come i giornalisti, come le forze dell'ordine. Grazie e buona giornata. Buongiorno, grazie. Prego Giacomelli. Allora, io anche se cerco sempre, io sono qui come capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, non come avvocato, però qualche volta un po' di deformazione professionale ce l'ho, quindi per deformazione professionale mi riesce difficilissimo pronunciarmi su un caso giudiziario quando non ho letto le carte, perché nella mia esperienza personale, prima ancora di far politica, leggere sui giornali questioni processuali quando riguardavano me erano veramente vaghe e spesso inesatte, quindi da un punto di vista processuale e giudiziario mi riesce difficile esprimermi per capire esattamente perché non sono arrivate le carte, perché non c'è stato il mandato. Ecco, questo bisogna leggere assolutamente i provvedimenti. Sul resto credo di poter dire, rispetto alle parole del ministro Tajani, che mi sembra non tra le righe, più che tra le righe, che abbia espresso che la priorità in questo caso, viste le carte processuali, era quello di mandarlo fuori dal paese. Quindi la priorità era non averlo, questa persona pericolosa, sul territorio italiano. Tutto sommato il risultato mi è sembrato più importante del mezzo. Bene, allora con questa risposta noi ringraziamo e salutiamo il capogruppo di Fratelli d'Italia Regione Claudio Giacomelli, che ringrazio anche per aver risposto alle vostre segnalazioni e ovviamente grazie a voi dell'invito, grazie a chi ha telefonato, grazie a chi ha guardato e buona giornata a tutti. Grazie Giacomelli, buon lavoro, grazie a voi per averci seguito, piccolo break pubblicitario, ma poi siamo assieme ancora fino alle 10, a fra poco. Darti la qualifica. Siamo tornati in diretta insieme a Rosanna Pucci, Partito Democratico, consigliera comunale, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori e ai nostri cittadini di Trieste. Lei è molto attiva sul territorio dal punto di vista della raccolta segnalazioni e quant'altro e mi portava all'attenzione poc'anzi una situazione alla scuola d'Ardi di Trieste. Fra poco vedremo anche qualche foto, ma insomma ci introduca qual è la problematica in questo momento. Allora, facciamo una premessa per i telespettatori. Sappiamo che la scuola d'Ardi, la scuola Miela Reina fa parte dell'Istituto Comprensivo Divisione Giulia, quindi si trova nel centro della città di Trieste, in viale 20 settembre. Qui all'interno della scuola d'Ardi e Miela Reina c'è una mensa che in questo momento storico, siccome sono aumentati i numeri dei bambini, è inadeguata proprio per il numero dei bambini, per cui che cosa si verifica? Si verifica che proprio per poter dare il pranzo ai bambini si fa 3 turnazioni. Queste turnazioni va a discapito
specialmente della terza turnazione dei bambini della scuola primaria che iniziano a pranzare alle 13:40. Potete ben capire che degli alunni attivi a fare lezione dalle 8 del mattino e pranzare alle 13:40 è difficile per noi adulti pranzare così tardi, e quindi diciamo si chiede proprio per risolvere questa problematica diciamo di adibire un nuovo locale della scuola a cucinotto, perché lì sta il problema, proprio la preparazione dei pasti e poi la conseguente distribuzione, perché ho mandato delle immagini. Vediamo la prima innanzitutto, sì, che fotografa adesso dalla regia di inquadrare il PC in studio per vedere la prima immagine. Appena siete pronti fatemela vedere, intanto prego Pucci. Sì, e quindi ci sono degli spazi ridotti come il corridoio che immette nelle due stanze adibite a mensa, dove devono passare i carrelli scaldavivante, e lì ci sono delle difficoltà proprio per proprio la distribuzione, perché dovete sapere Vediamo che una foto, cos'è, della cucina? questo è il cucinotto, okay. Questo è il cucinotto per 350 bambini e più 31 adulti tra insegnanti ed educatori, quindi quasi 400 persone, cioè un cucinotto solo per 400 persone. Poi c'è una distanza di piani, quindi devono utilizzare un ascensore per portare per il trasporto di cibo, e quindi c'è un via vai che rallenta i tempi. E qui invece che qui c'è una diciamo che è una mancanza, ci dovrebbero essere delle prese industriali, e quindi hanno ovviato dopo un cortocircuito. Vabbè, quando poi la giunta comunale, il comune prenderà in carico la situazione, risolverà anche questo, ecco, perché ci sono tanti problemi, piccoli, grandi problemi. E poi ecco, qui c'è il corridoio, è talmente stretto che lì passa solamente un carrello scaldavivante che occupa più della metà di quel corridoio stretto. Certamente, come vedete, c'è stata la ristrutturazione diciamo dell'area, perché questa era l'ex appartamento del custode, e che poi è stato bonificato. Io feci anni fa una mozione proprio per la realizzazione della mensa, e in questo caso sono rintervenuta proprio per chiedere, siccome è insufficiente questo tipo di preparazione, distribuzione dei pasti, quindi ho fatto la richiesta di un ulteriore cucinotto per ovviare a questa mancanza. Ecco, e poi c'è anche il problema della palestra alla divisione Giulia, che è ferma l'attività sportiva con i palloni, perché altrimenti i lanci dei palloni potrebbero danneggiare il soffitto, per cui è stata chiesta anche una rete di protezione. E poi, dulcis in fondo, lasciamo la questione della riqualificazione del giardino interno alla scuola d'Ardi. C'è un giardino, un cortile interno che deve essere riqualificato come giardino allestito. È stato promesso, cioè io feci anni fa una mozione per la riqualificazione dell'area, nel 22, a giugno del 22 ci furono i sopralluoghi con il sindaco e l'assessore Lodi, durante il quale c'era la presa in carico di questa riqualificazione, però a distanza di più di 2 anni non sono partiti i lavori, per cui io sto predisponendo una interrogazione nella quale si richiede i tempi, e questo ritardo è inaccettabile, perché hanno bisogno di questo giardino interno e sarebbe stato utilissimo, specialmente nel periodo durante il Covid. Una telefonata, pronto? Questo ritardo è inaccettabile.
Pronto? Pronto, buongiorno, la sentiamo, prego. Ah sì, buongiorno, niente, oltre al discorso diciamo così importante degli aspetti casalinghi, chiamiamoli, della scuola eccetera, io volevo indirizzare alcuni argomenti alla dottoressa, alla signora, alla vostra esponente, no? Cioè alla vostra ospite, cioè 3 elementi. L'uno, la violenza a Trieste, che a questo punto è diventata inaccettabile, perché se la signora vecchietta con la mazza era sua madre, forse si sarebbe arrabbiata con una pistola, sarebbe andata in giro a cercare il ladro. Uno, forse non così estremamente, però. Poi ricordiamoci una cosa, che quelli che fanno questi delitti, questi delinquenti, se sono musulmani, sappiamo tutti che nel loro paese, se rubano, gli fanno una cosa sola, gli tagliano le mani di fronte, li mettono in televisione e fanno vedere che gli tagliano le mani. Allora non è per fare i buonisti, per fare gli accoglienti, che sono comunque d'accordo su coloro che si comportano bene, su coloro che hanno lavoro, ma quelli che fanno la delinquenza e che non fanno niente tutto il giorno vanno identificati, che siano per strada, presi, capire cosa fanno, messi sull'aereo e deportati. Quando li deportiamo in massa, forse o non vengono più o cambiano modo di vedere le cose. Ultima cosa, alla vostra ospite, il vostro partito sostiene la guerra in Ucraina. Lei personalmente, cosa pensa della guerra in Ucraina? La sostiene? Il discorso di Gaza. Se vengono a casa sua e ammazzano suo padre, sua madre, li trucidano i figli, eccetera, cosa fa lei? Sta a guardare? Non le viene un rancore, una voglia di vendetta? Gli ebrei non hanno fatto altro che dire: sei venuto a casa mia, occhio per occhio. E ultima cosa, e poi finisco, è possibile che tutti coloro brigatisti che sono in giro per la Francia, liberi, che ormai hanno 60-70 anni, o in Guatemala, non possono essere recuperati come fecero gli ebrei dopo la guerra? Andarono a prendere Eichmann e compagnia bella in Argentina e li portarono qua. È possibile che noi dobbiamo accettare questo sopruso di carattere veramente, non so se manifestato dalla politica, ma mai indecente? Mi riferisco a tutto questo discorso perché fra 3 giorni avremo il giorno della memoria. Ecco, questo è tutto, ok? Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Beh, evidentemente c'è anche, come dire, rabbia nel affrontare sentire ogni giorno episodi di cronaca. Io interpreto quello che dice il telespettatore, ovviamente dando il messaggio che vendetta e violenza non sono la risposta giusta a nulla, ma è chiaro che era, come dire, un'analisi anche volutamente provocatoria, quella del telespettatore, per suscitare reazioni e anche, insomma, per via del fatto che effettivamente certi comportamenti sono inaccettabili. Prego, Pucci. Mi dispiace che il telespettatore non si sia presentato, che altrimenti avremmo avuto modo anche di parlarne anche in privato, se vuole, anche dei dettagli. Ma in merito alla prima questione, alcune cose non le ho capite, perché va bene. In merito alla prima questione, io naturalmente gli irregolari, sono d'accordo che gli irregolari non possono stare in questo territorio, e sono d'accordo sulla violenza. La violenza sta emergendo a Trieste sempre più, è dovuta molto, c'è un grande cambiamento in atto, che a Trieste è una città dove c'è luce e ombre, luci che sta correndo. Per quanto riguarda il turismo, ci sono degli imprenditori che acquistano nuove zone dove costruiranno nuovi hotel, quindi c'è una Trieste che cammina, ma c'è una grande Trieste povera. Quella povera, diciamo, se prima c'erano dei valori che conteneva la rabbia, la violenza, ora, dopo il Covid, è scoppiata questa violenza perché c'è stato un bagno di realtà, per cui
si ritrovano questi tanti cittadini, specialmente nelle periferie, ma anche ci sono sacche di povertà importanti anche nel centro di Trieste, si ritrovano senza un'adeguata istruzione, senza lavoro e quindi devono, diciamo, vogliono mangiare e cominciano a delinquere. Io naturalmente sono contraria alla delinquenza e bisogna attuare delle misure per da una parte reprimere, però anche dare più formazione, fare delle attività formative e di recupero di queste persone, perché abbiamo visto anche quel ragazzo, mi sembrava, diciamo, anche bianco di colore, quindi non è che possiamo dire sono stranieri, ma poi ci sono tantissime comunità qui a Trieste. Trieste è formata da tante comunità, dai serbi, dai kosovari, ecco, dai greci, è una città dove c'è un incrocio di culture diverse, di gente che proviene da paesi diversi. Quindi io naturalmente sono sempre contraria alla delinquenza, ai delinquenti poi sono in mano alla giustizia, poi la giustizia farà il suo corso, questo sì. Allora, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo fra poco con Rosanna Pucci, consigliera comunale Partito Democratico. A fra poco. Bene, rieccoci in diretta con Rosanna Pucci, Partito Democratico, consigliera comunale. Abbiamo parlato anche, tra l'altro, di sicurezza, zone rosse, così come l'ospite precedente. Pucci, però lei mi parlava anche di una questione del Verdi. I coristi del Verdi, ma sono sul piede di guerra? Sono sul piede di guerra perché, diciamo, è in piedi una discussione, tra la direzione del Teatro Verdi e loro, perché non accettano, giustamente io dico, di essere affiancati da un coro amatoriale per l'allestimento dell'opera di Wagner che verrà allestita a marzo, l'Olandese volante. Allora, noi sappiamo che il Teatro Verdi è uno dei principali emblemi della cultura a Trieste. Trieste veniva definita proprio la città musicalissima, quindi per avere un alto livello delle rappresentazioni teatrali bisogna avere anche un alto livello delle compagini artistiche, quali il coro e l'orchestra. Sappiamo che in questo momento, proprio dai dati ministeriali, diciamo, l'organico del coro è in sottorganico e anche quello dell'orchestra. In questo momento il coro ha 40 artisti del coro, è composto da 40 coristi, dovrebbe essere invece di 58 coristi, e l'orchestra attualmente è composta da 58 professori d'orchestra e dovrebbe essere di 84 elementi, per cui sono evidenti le carenze in questo momento dell'organico e quindi la soluzione giusta, a mio avviso, naturalmente in questo momento parlo non solo da consigliere comunale, ma ho fatto i miei studi musicali, ma anche da musicologa, ecco, non si può fare un'opera di Wagner, in questo caso l'Olandese volante, con pochi coristi, e non è la soluzione giusta quello di affiancare un coro di professionisti
che hanno superato un concorso pubblico internazionale, affiancarlo con un coro amatoriale che è sovvenzionato dalla regione, un coro amatoriale del Friuli Venezia Giulia, che i componenti forse saranno anche, non dico all'altezza, che hanno studiato musica, ma fanno un'altra professione. E quindi giustamente i coristi hanno sollevato la questione, perché non si possono equiparare i due livelli di professione. E quindi c'è una contrattazione, c'è una discussione in atto all'interno del Verdi, speriamo che i sindacati riescano a portare delle buone notizie, i sindacalisti diciamo che sono presenti, perché sappiamo che purtroppo non è come a scuola che abbiamo un dirigente scolastico che ha fatto un concorso pubblico. Noi nei teatri abbiamo le nomine di posizionamenti politici di destra e di sinistra, e quindi bisognerebbe fare una riforma a livello di Ministero Culturale, dove si accede per concorso anche per i direttori. Ecco, sto dicendo delle cose forti, però questo sistema dell'Italia così di destra e di sinistra, e lo dico proprio da esponente politico, non va bene e si deve accedere per meritocrazia. E la questione del coro del Verdi è una questione che va risolta con una programmazione di assunzione degli organici e poi con una costituzione di una graduatoria degli idonei, perché se ci fosse, in questo momento non c'è la graduatoria degli idonei dei coristi, se ci fosse stata una graduatoria degli idonei dei coristi si poteva attingere da lì, quindi persone che hanno superato diciamo, il concorso e che sono stati dichiarati idonei. Ecco, questo non c'è, quindi devono capire lì alla fondazione che devono implementare un piano di assunzioni pian pianino, naturalmente, ma veloce, in tempi brevi, e poi la costituzione di una graduatoria da cui attingere. Non si possono equiparare i due cori, ci sono necessità, o allora non si fa Wagner e si fa un'altra opera, però non si possono avere tutte e due le cose. Buongiorno, sono una mamma di 2 bambine che frequentano la scuola San Giusto. Avrei 2 domande. La prima, con quanto tempo finiranno i lavori? E adesso che hanno attivato lo scuola bus non sappiamo ancora quando partirà e dove ci sono gli orari, insomma. Allora, per la scuola San Giusto ho presentato una mozione, già è stata discussa in sede di commissione, nelle quali è emerso anche la questione che ho portato, ho rivelato io, la questione dell'amianto presente in 2 aule nella colla dei pavimenti, che era stata taciuta da questa amministrazione comunale, però è venuta fuori, e quindi però grazie a questa rivelazione sono stati messi più fondi per la bonifica dell'amianto, quindi non solo che è crollata una parte del corridoio, non solo verranno messi in sicurezza e ripristinati i soffitti della scuola San Giusto, ma verrà fatta anche una bonifica. Rispondo adesso alla signora che ha scritto, sappiamo che questo crollo è avvenuto nella prima decina dei giorni di dicembre. Siamo il 25 gennaio e so che partiranno questi scuolabus, penso che saranno attivi tra qualche settimana
e sono stati istituiti dei pre-accoglimenti e anche post-accoglimenti, perché ci sono dei problemi. E che cosa voleva sapere dello scuolabus e poi? Sapere gli orari più o meno. Gli orari di partenza del servizio, gli orari. Allora, tra qualche settimana saranno attivi questi scuolabus e poi mi sembra da lunedì, quindi il prossimo lunedì ci saranno già i servizi di preaccoglimento e post-accoglimento, perché e quando finiranno i lavori. Diciamo che le indicazioni sono state date per i primi di maggio. Ecco, questo sì. Riporto ciò che è stato detto in commissione, perché purtroppo in commissione ultimamente non vengono i giornalisti e quindi i nostri cittadini non sanno le cose, ultimamente non vengono più in commissione e quindi siccome non ci sono le telecamere in commissione i nostri cittadini non lo sanno e ringrazio qui Tele4 a Sveglia Trieste che ci permette di comunicarlo. Riporteremo le telecamere in commissione. Magari, perché almeno durante il Consiglio Comunale c'è la registrazione, quindi si può tirar fuori la notizia, ma laddove non c'è né un giornalista né una telecamera, la notizia rimane all'interno del comune e se una cattiva notizia non viene data ai nostri cittadini, difficilmente. Poi ovviamente per le vie brevi ci si contatta. Io ringrazio veramente Sveglia Trieste che in questo caso ci fa parlare di notizie che non vengono divulgate in questo caso. Allora, quindi gli orari, ecco, quando partiranno queste scuole, penso tra qualche settimana, per i primi di febbraio, spero, ecco, per loro. Sappiamo che ci sono dei problemi perché hanno dovuto mettere gli alunni della scuola San Giusto un po' alla scuola Marin e un po' alla scuola media Svevo e al quarto piano, per cui sono venuti meno le aule di laboratorio. E quindi devono far presto affinché ritorni alla normalità le due scuole e questo è un momento così straordinario di disagi, però deve rientrare prima possibile. Allora, prima della pubblicità facciamo in tempo ad accogliere la prossima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Francesca. Buongiorno Francesca, prego. Allora, volevo solo dire una cosa. Sono una persona adulta, quasi anziana, e non posso più uscire da sera. Non posso più uscire. Vi sembra giusto? Prego, continui. Sì, e ad esempio io fino a qualche tempo fa andavo al Bobbio, ritornavo a casa tranquilla, adesso non posso. Un'altra volta ero a Miena, sono arrivata in piazza Goldoni e aspettavo il bus. Mi sono stata accerchiata da persone non italiane, dico. Mi è venuto un mal di stomaco e paura e piano piano con nonchalance sono andata in via da Cinque Valida a prendere il taxi. Ma dico, è possibile questo? Prego signora. Mi sono sempre comportata bene, ho lavorato, ho studiato, quindi dico, ma arrivare alla mia età e avere questi problemi, non poter uscire. No, questo proprio non mi va. Mi sento male perché dico, ma dove siamo? Siamo in Italia? Siamo a Trieste? O siamo in un terzo mondo? Va bene, grazie signora. Beh, evidentemente colpisce, no, i tanti casi di cronaca citati. No, ma io li condanno fermamente questi casi di cronaca, di violenza. L'Italia deve decidere di fare un passo di miglioramento. Il passo di miglioramento passa per la soluzione dei salari. E adesso arrivo al punto. I salari sono troppo bassi. E l'ha detto anche il nuovo presidente di Confindustria Pozzo alle vostre telecamere e ci vorrebbe veramente questo aumento dei salari.
E questo non si fa perché le industrie vogliono esportare e mantenere il costo del lavoro basso, questa è la problematica. Quindi bisogna invertire questo, alzare i salari significa far rimanere tante persone a Trieste e in Italia, perché i nostri giovani con questi salari non ci vivono e invece ci vivono le persone che vengono, la manodopera straniera. Tant'è vero che mi sembra Fincantieri stanno facendo una scuola e porteranno dall'Africa nuovi lavoratori e adesso anche qualche giorno fa Pozzo, quindi il nuovo presidente di Confindustria, ci ha detto che la stessa operazione o una cosa simile verrà fatta in Egitto. Per cui non c'è un cambiamento di rotta a livello economico, invece ci vorrebbe il cambiamento di rotta, perché il cambiamento di rotta alzando gli stipendi, medici, infermieri, economisti, chi fa ricerca, tutte queste persone resterebbero in Italia. È anche un presidio perché noi non solo li abbiamo istruiti, ma abbiamo dato la nostra cultura occidentale con certi valori. Quindi questo richiamo anche da parte dell'industria del lavoro a basso costo, che va bene anche a questo governo perché non sento contrarietà a questo. Quindi questo fa venire vogliono gli stranieri a lavorare. Monfalcone è pieno di queste persone che lavorano a basso costo, che gli italiani non vogliono più accettare. Quindi una soluzione è cambiare la rotta dell'economia. Qualcuno di buona volontà deve iniziare a farlo, dovrebbe farlo lo Stato, alzare gli stipendi. Io faccio l'insegnante, sono troppo bassi. Cioè qui a Trieste ci vivi, ma a Milano non ci vivi più con quegli stipendi. Quindi il costo della vita è aumentato, gli stipendi non si sono alzati, quindi c'è un aumento di povertà e di delinquenza. Ecco, quindi bisogna cambiare la rotta a livello economico. Ci fermiamo per l'ultima pubblicità e poi torniamo per la parte finale di Sveglia Trieste. A fra poco. Bene, allora siamo all'ultima parte di Sveglia Trieste con Rosanna Pucci, Partito Democratico, consigliera comunale. Abbiamo risposto a diverse cose, ma abbiamo parlato anche dell'allarme alla scuola Dardi e poi della situazione del coro del Verdi, insomma situazioni che tra l'altro la consigliera conosce bene perché è anche appunto del mestiere. C'è però, eccola, la vedo, un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno a voi. Allora, io mi volevo praticamente una considerazione. La polizia ha le mani legate, Benedetti, perché se non può sparare, non può difendersi se non va in galera. Praticamente mettiamoci nei panni di quei due poveri poliziotti che praticamente sono morti per lo Stato e non gli ha fatto niente a quella, gli ha dato una casa di riposo, una casa di cura. È veramente una cosa che è allucinante. E un'altra cosa anche per gli immigrati, no? Non sei tutti né male né bene, indifferente. Quando che va in stazione, praticamente tutti i soldi che loro ricciappano gli immigrati, quel che li aiuta, gli dà un tè e un panino che si è scaduto, il prosciutto, il salame, il formaggio, già un 20 giorni fa. Allora, questi soldi dell'aiuto, della Caritas, dove va a finire i soldi? È tutto un controsenso praticamente. E volevo spendere una parola per quei due poveri poliziotti che nessuno parla più, che è una cosa bruttissima. E cosa vuole fare la polizia? Altri, quei che mangiano i soldi sugli immigrati, quei che muoiono per lo Stato, no per lo Stato, i
io ero come Dori, mi sparavo sinceramente. Grazie mille, buongiorno. Grazie, buongiorno. Niente da fare, il tema sicurezza in questi giorni è davvero preponderante. Si parla di questo. Forse intendeva la questione dell'uccisione dei 2 poliziotti in questura? Beh, certo, ecco, sì. È lì perché sono stati presi di sprovvista, cioè loro potevano naturalmente difendersi e sparare, naturalmente, solamente che ha fatto prima quel signore, adesso non ricordo il nome di quel signore che ha sparato, che poi è stato internato, ecco, ha avuto il suo processo. E naturalmente lì in questura potevano sparare per la difesa, solamente che ha fatto prima l'altro. Purtroppo siamo tutti dispiaciuti e veramente abbiamo sofferto tutti per la perdita di quei 2 poliziotti che hanno perso la loro vita proprio sul posto di lavoro, questo sì. E noi condanniamo sempre la violenza, ecco, fermamente. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno a loro signori, ai triestini e anche ai friulani. Buongiorno. Allora, riprendo il discorso della signora. Sono stati uccisi praticamente due carabinieri a Trieste. La Meloni ha proposto la medaglia a quel carabiniere che ha sparato. Ma voi di vostra spontanea volontà, senza star lì a pensare di più, perché non fate una raccolta e date le medaglie? Date assistenza ai ragazzi senza parenti, diciamo, non accompagnati, e poi vi pisciate addosso per fare 2 medaglie. Ma possibile? Dai, Franco, modalità, un altro che discorso, palle, chiudiamo la telefonata, mamma mia, ma perché deve sempre essere così, accidenti, voglio dire, perché non si può evitare di dire parolacce o di essere, di comportarsi in maniera consona? La prossima volta lo invitiamo qui perché purtroppo con la telefonata si sentono un po' protetti, non si vedono. Ma è imbarazzante anche per me insegnare l'educazione a uno che potrebbe essere mio padre. Solamente mio che nonno. Cioè, bisogna metterci un po' la faccia, venire qui in diretta e poi dire queste cose. Spero insomma che sia di lezione e la risposta del giornalista. Allora, invece ieri le avete cantate all'amministrazione comunale come Partito Democratico insieme alle associazioni per la gestione delle zone rosse, dicendo che di per sé le restrizioni non risolvono nulla, creano ghettizzazione, esercenti che lavorano e vivono in queste zone rosse con la città militarizzata. Insomma, sono stati tanti discorsi che ieri in conferenza stampa abbiamo sentito. Che cosa ne pensa? Poi aveva risposto De Gavardo, anche Giacomelli è stato molto critico questa mattina sull'atteggiamento del Partito Democratico. Io per motivi miei di lavoro non sono potuta essere presente, per cui esprimo adesso il mio pensiero. E certamente che questo nuovo modo di chiamiamo piccolo coprifuoco in atto, che è stato messo in atto, io penso congiuntamente dalla Procura insieme al Comune, con l'assessorato alla sicurezza, è una prova di debolezza, perché fa capire che non hanno altre misure per contenere o la violenza o penso questa violenza. Basterebbe anche un pattugliamento sul loco, basta avere una camionetta dei carabinieri o una macchina dei poliziotti lì fissa e non ci sarebbe tutto questo questa misura di coprifuoco che va a danneggiare soprattutto chi? I commercianti. I commercianti, gli imprenditori si sono fatti sentire che, specialmente quelli vicino alla zona rossa dove c'è il Teatro Verdi, ricominciamo a parlare del Teatro Verdi, però che il Teatro Verdi è un'industria culturale
che dopo terminati gli spettacoli, sappiamo che gli spettacoli del Verdi terminano intorno alle 11:30, dopo lo spettacolo si ha piacere di consumare qualcosa, anche qualcuno una cena, un dopocena, ecco, e quindi si riversano nei locali circostanti e naturalmente portano guadagno ai commercianti di quei locali, quindi veramente stanno riportando un danno, procurando un danno agli imprenditori e non risolvono così la violenza o perlomeno la delinquenza. È una misura che poi hanno detto anche loro è temporanea, stiamo vedendo se dà i risultati cioè che si aspettano dei risultati, ma non è a mio avviso una misura che va attuata. Bisogna ripartire, io l'ho detto, il problema è tutto a livello economico. L'Italia è in sofferenza economica, è sempre più in povertà, le promesse, mettiamo quella più famosa ad esempio della Meloni, è andata in governo, togliamo le accise, le ha tolte, no, è solamente che gli italiani ci credono a queste promesse, anzi sono pure aumentate adesso e quindi il problema economico, bisogna alzare questi salari perché il costo della vita invece è aumentato, gli italiani sono sempre più poveri, dobbiamo fare delle politiche migliorative a livello economico affinché i nostri giovani rimangano in Italia e fanno presidio di presenza e presidio culturale e ritorniamo all'Italia che fu così. Allora, continuano il problema sicurezza a essere anche protagonista tra le mail che appunto di gente preoccupata a uscire di casa oppure a camminare appunto per la città. Diciamo che è un problema a tutti gli effetti. C'è anche una ripresa, tra l'altro, della questione proprio locali, no? Che devono lavorare in queste zone rosse. Quindi da un lato c'è il problema sicurezza perché la gente è veramente preoccupata, dall'altro lato c'è la preoccupazione che però, lo diceva anche prima lei, che l'economia vada certo. avanti regolarmente. Quindi le stesse anime dei telespettatori che ci scrivono si differenziano in due problematiche. Ma convivono queste due problematiche in questo momento, no? Le due problematiche, è una misura contro la delinquenza, però ci possono essere altre misure come una pattuglia fissa, no? Che girano, perché appena girano e vanno via da quel luogo è ovvio che cioè, diciamo, un ladro o chi delinque ritorna lì. Devono essere fisse, quindi che cosa? Di nuovo aumento degli organici. Chiediamo l'aumento degli organici della polizia locale, polizia statale, i carabinieri, l'esercito, fate quello che volete, però fissi. E così lasciamo liberi tutti, tra virgolette, dopo la mezzanotte, perché in questo momento si procura un danno economico ai locali. Io penso che prenderanno posizione ferrea gli imprenditori dei locali delle zone rosse, perché avranno delle perdite. Chi le paga quelle perdite? Il comune? Non penso, per cui dovranno ovviare, fare un altro tipo di misura, diranno era temporanea, l'abbiamo tolta, perché così non può andare avanti, perché poi aumenteranno le zone rosse, non può andare avanti così Trieste, è sbagliata, è una misura sbagliata, dovranno fare un passo indietro, ammettere l'errore e attivare altri tipi di misure. E però c'è questo adagio ormai che va avanti nel ripetere che Trieste sta cambiando, di fatto è vero, la città è cambiata, sta cambiando, ma io direi tutte le città italiane, tutto sta cambiando molto, molto rapidamente. Siamo pronti nel gestire questo cambiamento? Noi non dobbiamo subire il cambiamento, noi dobbiamo attivarci per migliorare il cambiamento, perché in questo momento lo stiamo
subendo, perché noi dobbiamo fare delle politiche attive sull'economia, è quella che dobbiamo muovere e l'abbiamo detto che tengono i bassi stipendi anche, non so, degli operai per contenere il costo del prodotto che favorisce l'esportazione. Finché non c'è un cambio di passo sul salario, sull'economia, l'Italia va verso il basso. Noi dobbiamo cambiare, non dobbiamo accettare e poi c'è la repressione, dobbiamo cambiare, questo avviene in questo momento, ma dobbiamo cambiare. Se c'è la volontà politica di mettere in campo azioni politiche di miglioramento dell'economia, ma si devono confrontare, si deve confrontare il governo con l'industria e quindi o che il governo aiuti l'industria per fare questo cambio di passo o iniziare proprio dallo stesso Stato a aumentare gli stipendi agli statali, agli impiegati, ai professori, così riparte l'economia. Riparte l'economia per l'occupazione statale, diciamo che si alzano gli stipendi e così devono fare poi anche diciamo nel privato. Tra l'altro parliamo del fatto che lunedì ci sarà un presidio dei sindacati fuori dall'azienda Flex che sta insomma in condizioni sta soffrendo a livello di tessuto industriale, no? Il tessuto industriale sta venendo meno a Trieste, sta soffrendo tantissimo, ci sono i casi che si stanno susseguendo e viene meno l'industria della manifattura, che sappiamo che è quella che crea altri tipi di economie, che non so, l'industria che produce un pezzo che serve all'industria più grande, quindi ricrea un'economia del territorio, quindi quella è una buona economia, quella della manifattura. Quella del turismo è buona ma non quanto quella della manifattura, anche perché l'operaio specializzato che lavora nell'industria guadagna molto di più e insomma intorno ai 2.000 euro, mentre un addetto al turismo guadagna intorno alle 1.200 euro. Quindi c'è proprio uno scarto economico e Trieste deve adoperarsi per far rimanere l'industria sul territorio e un'industria di qualità. E quella è la cosa importante, l'ha detto anche, io adesso non voglio ricordare le sigle sindacali, ma anche ai microfoni di Tele4 un esponente di un sindacato ha detto proprio questa differenza, che c'è una differenza tra l'industria che si occupa di manufatti, di prodotti, dalle prodotti per la cucina, mettiamo la lavatrice, eccetera, frigoriferi, e un'altra cosa invece è l'industria del turismo che viene pagata meno. Quindi noi dobbiamo indirizzare l'economia verso l'economia che dà di più sul territorio, che arricchisce di più il territorio di Trieste. Il territorio di Trieste è diverso da quello di Udine, no? Ecco, quindi sì, lì c'è un hinterland incredibilmente ampio e una provincia grandissima. Noi certamente dobbiamo puntare a quest'altro tipo di industria. Noi abbiamo, che va bene, l'industria culturale, i teatri, la gente di Trieste, sono cittadini che amano il teatro. Vediamo che c'è anche, ci sono tanti teatri, da quello dialettale al Rossetti che sta andando bene, il Teatro Verdi sta andando bene. Ci sono dei problemi, naturalmente, ma quelli vanno affrontati, va pianificata la risoluzione del problema, però c'è una popolazione che risponde, che è formata per apprezzare il teatro, che è la cultura, quindi anche puntare sulla cultura.
sull'industria culturale. Prossimi consigli comunali, le prossime sedute di consiglio comunale, di che cosa parlerete come gruppo consigliare di centrosinistra? C'è il tema sicurezza, Allora, per esempio, lì verrà fatto qualcosa? Noi abbiamo tantissime mozioni che sono state discusse in commissione ma non sono portate all'ordine del giorno del consiglio comunale, quindi chiudono presto il consiglio comunale e... Ops, cascato il microfono. È capace di rimetterselo? Sì, facciamo così, scusate. Bravissima. Opla. E quindi c'è tutto un elenco di mozioni e quindi di problemi che riguardano Trieste che non vengono discusse. E allora il mercoledì solitamente c'è la riunione dei capigruppo dove si fissa la seduta del Consiglio Comunale. Mercoledì scorso non c'è stata, per cui non è fissata ancora la data per il nuovo Consiglio Comunale. Certamente c'è in discussione, che è rimasta sospesa, la delibera sull'asilo di Roiano. Siccome noi abbiamo fatto una forte opposizione perché l'assessore all'istruzione De Blasio vuole dare i posti alla gestione privata, per cui lì abbiamo fatto veramente delle grandi barricate, ci siamo opposti a questo e quindi dovrà riaprire, è un tema importante che dovrà prima o poi portare in consiglio comunale. Deve avere coraggio, su, forza. Allora, c'è un'ultima telefonata per la consigliera. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, un buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, volevo dire alla consigliera se si è accorta che anche lei ha avuto un aumento da questo governo sulla sua paga, dato che l'IRPEF è stata diminuita di parametri, adesso c'è un parametro di meno e tutti quanti gli italiani hanno ricevuto un qualcosa in più dopo molti anni che nessuno ha dato niente, che non hanno aumentato le paghe. Dunque di cosa parliamo? Bisogna essere onesti e dire che questo governo ci ha aumentato le paghe, perché lei si è accorta, cara signora consigliera, che lei ha avuto un aumento sulla sua paga? Si è accorta? Di cortesia mi risponda. Sì, ma finisca l'intervento, rispondiamo alla fine, dai. No, volevo dire che qui si parla di cose che non esistono e se si aumentano le paghe aumenteranno anche i clandestini che verranno in Italia, perché se le paghe verranno aumentate logicamente l'Italia sarà un paese prestigioso per quanto riguarda. Noi dobbiamo intanto buttare fuori tutte quelle persone che cazzeggiano per la città da Va bene, allora, che sono abbiamo un po' di tempo per rispondere, un minuto, ma lei va in città qualche volta, vede quante Grazie, persone buongiorno. Si sta alterando, allora grazie che così posso rispondere. Perché lui dice, ma lei si è accorta? Certamente che mi sono accorta, ma il problema è cioè la distanza del costo della vita. Possono anche aumentare di 50 euro, ma se il costo della vita è aumentato del 15%, voglio dire, è sempre una briciola, ecco, nei confronti di quel aumento che avrebbe dovuto fare la Meloni. Ecco, penso che sia quello che voleva, cioè che intendeva. No, perlomeno della parte della Meloni, no? Ecco, perché si capisce bene quando formula le domande. Quindi se aumenta a 50 euro è il nulla di fronte a un aumento del 15% del costo della vita. Quindi non è nulla. Poi un'altra cosa aveva detto. Flash, siamo in chiusura. Ah, ecco. Siamo in chiusura, Pucci. Se riesci a essere brevi in 10 secondi. Non mi ricordo che cosa avesse chiesto di nuovo. Non mi ricordo neanche io. Ecco, grazie. Scusate. No, veramente ragazzi, siamo in chiusura. Poi va bene, allora auguriamo un buon sabato ai nostri telespettatori. Poi io sono sempre disponibile per le vostre segnalazioni. Scrivete, ho l'indirizzo del comune, quindi a Pucci Rosanna vi comparirà poi del comune TS. Grazie Rosanna Pucci. Grazie a voi. Scrivete, mi raccomando. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.